Gil do Rio Grande, gaiteiro. O bugio não chegou de garancho pra alegrar o meu pampa querido. Nasceu ele num baile de rancho, na poeira do chão debatido. Que essa alma um sorriso na terra, é crioulo no lombo da serra. É um tronco bem divertido, o jeitão do macaco pampiano. É que dança, balança e expande, alegria de noite e de dia. Pra quem dança o bugio do Rio Grande. O sucesso por toda a campanha, quando o bulho atropela descanso, traz o ritmo, a ginga e a manha, no seu contrapasso de ganso. O bugio é gaúcho bem talta, quando o ronco no fole da gaita. É gostoso de ver balançando o jeitão do macaco pampiano. É que a dança balança e expande, alegria de noite e de dia. Pra quem dança o bugio do Rio Grande.
chegou de garancho pra alegrar o meu pampa querido. Nasceu ele num baile de rancho, ou na poeira do chão bem batido. É crioulo no lombo da serra, traz a alma o sorriso na terra. É um tranco bem divertido, jeitão do macaco pampiano. É que a dança balança e expande, alegria de noite e de dia. Pra quem dança o bugio do Rio Grande. Oi, é o floreio da baixaria gaiteira. A internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas. A TV que reúne você e a sua família para assistir também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui. Nossas vidas podem ser contadas por aromas e suas memórias. A Aquafest acredita neste poder sobre o nosso estado de espírito. Por isso, queremos ser a marca que não só se preocupa com a limpeza e com a maciez, mas também com a qualidade das relações entre mães, pais e filhos e os afetos que ficam para sempre. Vem aí um novo slogan, um novo posicionamento, uma nova empresa. Aquafest. Aromas que eternizam afetos. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor. Ecco, buonasera a tutti quanti. No altri siamo di arrivare un'altra volta con un altro filo italiano qua in cantina, qua a Serafina, quante a Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul. Un spettacolo, una maraviglia, un piacere, un'allegrezza, un orgoglio tanto grande da arrivare a casa vostra portando la nostra allegrezza, portando la nostra cultura, la nostra maniera da pensare, da parlare, di essere, da vivere per via della nostra lingua, il sataron di
della nostra casa, è il sataron della lingua, il sataron della nostra cultura è la lingua, proprio così, quella che mantiene sana e salva, quella che rincura, quella che tol su, quella che promuove, che divulga, quella che salvaguarda, ecco, quella che registra per via ancora delle reti sociali, della nostra tecnologia, della internet e tutto quanto, vero? Allora dà per registrare tutto quel che noi femo e parliamo. Allora ringraziare al Facebook e YouTube. Se vate si devo assistirmi tel Face, tel cellulare, anche potete assistirmi tel YouTube e tel YouTube tel la televisione. Va là col controllo, cata fuori là, la lupetta là e digita Edgar Marostica, per quei che siete starte all'interiore, quei che siete città grande è Edgar. Mais o meno così, no? È Edgar Marostica, va bene? Allora potete assistirmi nella televisione. Noi andiamo insieme fino alle 9, qua che sarà tanta allegrezza, scherzi, frottole, ridere. Gavi bel che visto che avevamo due suonatori lì, de prima riga, l'alunno e il professore. Mia vero Iago? Ma è il professore, no? È il tuo istruttore di gaita, Matteo, in italiano si dice Matteo Slodi, ecco, e sì che n'era qualcosa lì davanti, ma mi pare a me che già era brutto, perché sono costumato a essere così, ma sta tutto bene, sta tutto certo, ecco. Iago Covatti Ferro, la sua famiglia e tutti qua, pieno di gente qua a casa, 45 kg di capelletti, vero Marino? Che è un pignatone, è un brondo là, qua una scianta che vi mostriamo, si vede, guarda qua c'ho il brondo che ne qua, capelletti... Quanti? 2400 cappelletti contai uno a uno, vero? Ecco, così, va bene, maraviglia. Allora andiamo stasera a passare un bel filò qua a casa con tutte quante le famiglie, nostri invitai, e noi altri, in quel giorno, vogliamo pensare che in quel giorno, 19 di maio, e qua a Serafina, noi altri che avevamo bio la festa della Madonna del Rosario, del santuario, la nostra padroera qua. E questa qua che mi va a farvi adesso, che è una supplica, la supplica la zè del prete Giovanni Simonetto, Ó Maria, Mãe de Deus, Senhora do Santo Rosário, Mãe nossa, misericórdia, a vós recorremos confiança na vossa bondade e poderosa intercessão. Dizei a Jesus que tenha compaixão de nós e nos conceda a graça da qual precisamos, porque já mais se ouviu dizer que alguém tenha recorrido a vós e não tenha sido atendido. Amém. Maravilha, spettacolo, così si ha anche a devozione, perché noi abbiamo fede, noi siamo persone, qua a grande maggioranza la religione cattolica, ma non vuol dire importante aver fede, credere in Dio, essere crenti, così mais o meno, no? E allora prete Giovanni Simonetto, qua è una scianta che abbiamo di parlarvi anche che abbiamo una novità per voi che si deve assistirmi e che volei bene al prete Giovanni Simonetto, al poro prete che è morto e vanti di lui morire che stia mia tanto bene, è andato in Italia, ecco, e là è stato gli ultimi anni della sua vita e dopo è morto, lo ha interrato là e secondo dottor Paolo e a Dolores, Isedrio c'è un processo di menarlo in qua. Ma tutto questo Valtteri in de saver qua stasera del nostro filò italiano. Allora Valtteri de Serafina Correa, che si devoti del prete, del poro prete Giovanni Simonetto, fe la vostra gente, amici, famiglie, saper che tutto questo viene a succedere qua stasera. Abbiamo un video del dottor Paolo e di Dolores parlando e spiegando meglio questa situazione qua. Capito? Chissà che avremo dentro te accesa, vero Marino? Dentro te accesa del nostro santuario da Madonna del Rosario, ecco, e il poro prete, i melomena della Italia in qua. Ecco, cosita. Va bene. Mi idea che messonemo qua i nostri patrocinatori, quelli che dà forza al nostro programma. Gavemo la radio e TV A Verdade de Vista Gaúcha con Noantri, a Radio Comunidade de Viadutos, Brescia Mais de Nova Brescia, Radio Nativa de Ibiraiara, tutte queste emissore di radio le trasmette a live via radio e anche via rete sociale.
via, con le piattaforme delle emissore. E durante a settimana abbiamo a Radio Progresso de São José do Ouro aos domingos de manhã e a Lagoa TV de Lagoa Vermelha toda quinta-feira reprisa a nossa live às 20 horas. Em nome de Adilnet, provedor de acesso à internet com tecnologia fibra ótica, que me mena não entre com a casa, fim casa vostra. Abbiamo la Mig Plus, na empresa qua de casca, indústria de ração e suplimenti per tutte quante le bestie belle e sane. Mig Plus, fabbrica per tutto il Brasil e anche fora. Salumeria Tebaldi, salami, Ossocoi e anche lardo. Cooperlatte, na cooperativa qua de Serafina Correa, comprativa, desenvolvendo-se com você. Miriam Alimentos, condimentos, chás, temperos, sais, brigadeiro, doce de leite, doce de fruta, molhos, receitas no Instagram, no Facebook, toda a semana. Vodka Raiska, la vodka che fa le meglio caipirinhe, proprio così. Abastecedora Casquense, posto do Décio, Verto 24 ore, com loja de conveniência. Te passe a casca, freia, fermete, va dentro do posto do Décio, fa così, vai lá e abastece, impedisce tanque, tutto quarto, loja de conveniência, capriccio lá. Pian Alimentos, ração para cão, gato e peixe com altíssima qualidade e alta conversão, a prioridade na tua casa, além da família e também que faz parte da família, são os bichinhos de estimação. É bem cosita, ó, prioridade para cachorro e gato. Festas inesquecíveis merecem um chopp Lucena, próprio cosita qua del Bassan. De Máquinas e Algor, juntos para sermos mais fortes, a de Máquinas faz saber que tem geradores de energia de diversos modelos para quem precisa essa época aqui, é só entrar em contato no 3242-1333. Nova Cadernos, para cada estilo um caderno diferente. Aquafest, aromas que eternizam afetos. Gavemo a DR, construtora e incorporadora, qua de Serafina, que azedriu levantar-se um prédio novo, do que genera il sindicato rural. Loro adesso che è un prédio con sedes e appartamenti di 2 e 3 dormitori, fate furbo perché che altri 3 edifici che sta levantando su qua a Serafina, che se P appartamenti per vendita, capio? Loro adesso io devo cominciare un altro prédio con sedes e appartamenti, loro fate furbo, tirete avanti, capio o discorso? Cosita. Oral Unique, tudo que você necessita em um só lugar, realize seu sonho de ter um lindo sorriso, mi vero não ser? Anche al Brutin, di man Brutin va là, verde che ha boccona là davanti di dentista, no? E 4 di mano a mesdì, allora un struccone al medico, il dentista Giancarlo e tutta quanta la sua equipe che riceve tanto bene le persone. Abbiamo di parlare anche della Cutelaria Indio Guapo, che del sorteio dei regali che facciamo stasera anche va una faca, guarda che bellissima, una faca de inoxidabile, o inox da cidade, per quei che guadagna. Cutelaria Indio Guapo, qua de Guaporé. Supermercado Polivalente de Santa Rosa e anche Supermercado Vitória de Serafina Correa. Pitol Nogueiras, un struconasso a Leandro e tutta la sua equipe adesso comincia a fare le domande, o pedido para as Nogueiras, para nós Pecan. Fala a domanda che loro riserva, dopo te entrega o te vai torle. È solo combinare. Giusto cosita? Tosi, veni, rento che mi sondrio, spettarve qua. Per l'amor di Dio, che là. Não ri seu moço daquele colono, agricultor que ali vai passando, admirado com o movimento. Sta lo persona Brutin. Cudita, pianta pifondo un pochettino. Medo persona. Mette che do il piedi, quercia. Dai, pianta. Brigare. Dove Indrio? Ora Indrio là, vediamo. Tac, tac. Ah sì, è solo tac. Pifondo te cudita. Resta persona quercia coi piedi là, ti raspa coi piedi. Io signor, tocca piantarmi qua. Confendio, tocca abbassare adesso. Un scioccaman ai nostri presentatori qua. Senti gente che viene qua dentro. 40 pochi con time.
Guarda, se vedi, finisci ma più di qua- vedere teste E via pure per la teste, lavanda. Ma ti dica sta fuori tu da te. Oh, neanche io mia qua. Si io- vede mia e Ma Massa allora, Bassetti. infatti che avevo idea di parlare solo a che stasera? Pianta Sora la soja. Sora Ah, la soja. In Sì. cui Buonasera, allora. Era buonasera. prima Buon, vai te la buonasera. 8, vai te la 8. Buonasera, buonasera. Ora parliamo solo a soja per quello. te la- Vai là, dai, Aspetta che buonasera. bruttino che tocca andare a fare il cerimoniale. Buonasera a tutti quanti, qui da Rende, qui di Destante, qui che devo guardare, qui di ascoltare su radio. Stasera noi altri mostriamo come si piantea soja una volta, miglio. Era con le mani, le mie con le macchine che ne incuino. E allora un strucconasso a tutti e ste su con le rete. Oi. Bonitão, E bonito, sempre foi. Ma ti mandiamo a Rita, non andiamo andare drio sto pappo, mi tocca di mandare a No, Rita. gusto, sarebbe Ma a Rita vera. ormai, caro da Dio, Perché tocca tutti chi anni lì. incontentarsi. Aguenta o repuscio. Hai capito? Tocca incontentarsi. Mario, col vai là, poche dai che segate. buonasera anche a Manca, te. ti con la macchinona Levanta lì. sua mattina, Guarda presenta qua. anche il tuo strumento. Guarda qua, la macchina di impiantare miglio e soja. Qua c'è il registro. Qua è il mestiere che se te frosci qua, te verdi e te stroppi. Allora, più grani, meno grani. E il miglio era 2, 3, 2, 3. A soja 4, 5, 4, 5. 6 anche. Ecco, qua è la cassettina che sei butterento il miglio o la soja e pacche. La soja è una botta sol, cosita, e va mais o meno distante così. Quanti centimetri? E metti via 50. 40, 50. E defila anche, lo arrivi a 4 che tornano in rio e tocchi attendere perché te vai piantando qua. Stendei su parcata Te tocca attendere, dopo ti si passa te venire in qua. Perché non adianta, se no te vai cosita e te traversi. Te traversi, allora le cosita la storia e il miglio, il miglio allora l'era cosita. più distante l'adubo, buttato l'adubo del buso. Sì. Allora un da trio buttato adubo e con l'altro un piantare. E le palline 1,10 m, La fila. grau, allora te vai dritto. Dopo Perché te guardi che altra la via. ecco, qua la via, guardiamo dritto qua la pallina. Se l'era a terra arada, che aveva piovesto, corre neanche pallina. Ah, sì, te perché vedevi. te vedi il rastro. Adesso Principalmente se un che calza 44 come Sì, Marino. che no, grande. Vede il savatone. Come un così. elefante, come che dopo la sabatona. così. un leonfante. Un leofante. Leonfante. Che la macchina qua mi ha operata tanto. Ah, sei tua questa? Sì, No. le di mio fratello, ma amico Laurala a casa di mio fratello che è operata tanto proprio. Mica uno che pianta ancora in cui va più di 40 anni. Questa Compagna di questa qua, il colore e tutto. E mi ve parlo, piantare soja anche di P. Ma miglio come mica ve me pare. Lui voleva sempre lui piantare piantare al miglio. E se piantea mia tanto, vero? Sì, allora sì. lui piantea lui miglio. Dopo che l'era Qua pallina anche a lui. E dopo la stima marostica, se andiamo a piantare o soja, metti via miglio, go piantare tipo soja l'andea de più sguelta, se finite più un cassetto di soja, perché che vado di più E grandi? se te avevi anche No. poca voglia e poca sommenza te verdei di P. Non te fai pa' presto finire finire, dopo mensa. scendi a casa. E dopo ci si arriva a casa, buon piantare 8 cassettoni d'Emilio. 8 cassetti d'Emilio era una piantazione grande. Eia, va. 8 chili, 7, 8 cassetti d'Emilio, 48 cantina. Eh. E la samena via adesso. Guarda qua, e il adesso. me può avanti di queste qua, piantea con spuncione. Con spuncione. Sì. Ma mi guarda, vedo lì che è una traversa, lì così, e la samessa qua davanti. Ah, Sì. tipo un Lo scarsellone. scarcellone. Crackete. Crackete, con una mano, 2 o 3, non lì il buso, un'altra 2 bottine così, per Dopo la- quello, e piantea Dopo una quel piede. giornata, mezza giornata, perché il miglio una volta era il milione, con I granuli grossi. grandi, grossi e 8 carrere, una lata piantea mezza giornata. Una lata? Una lata. Te spuncione. Con spuncione. Poi Ma rendeva bene, stavi a guardare. Ma una sbranca così da quanti 20-30 grammi, cioè vai mezza giornata. Ascoltami, te Ma una conto. latta di quanti chili? Una lata 20. di petrolio una volta. Ah, Sì, eh. 20, Sì. No, 13-14 litri. 6 allora, kg per ahí. Te che conto allora una storia, amica, aveva un amico mio, ma questa qua lei, come dice Brutin, veridica. I piantea
impiantei a mandolin con la macchina qua. Sì. Mandolin con una... Sì, irregolare a qual Ma mina registro, volta te tutto conto. errento. Mina volta te conto. Stammi a dirmi che te mi conti la storia questa. No, vai, Che te- allora. No. Che hai fatto come quel che mi amico, ma è vera. Vera. Loro che ha dato una... Loro ci appena essa messa di mandolin, Sì. ma tutti gli anni si appena senza essa messa, in maniera fine essa messa. E l'anno drio, in dia del vicino, mi voleria che mi dessi un po' di essa messa di mandolin per impiantare. E vai e finché un dia che dice, ma voleria che tenessi in drio essa messa? Sì, al non era manco. casa messa. Ma che ha dato? 2 o 3 casselotti, metti via un casselotto. Cioè l'è andato a piantare questi mandolin. Arriva là al 62 e cominci a mangiare questi mandolin. E mangia che te E mangia. mandolin, quando tu cominci a mangiare Al primo troppo caro. E già mangia tutta la semenza dei mandolin. Ma il bicho veio per non desconfiare. De veiaco. Gallo fatto che con la macchina senza neanche un grande mandolin rento ci ha fatto Piantea. tutto il tocco, fatto i busi, manda nascesto neanche un mandolin. Guarda, ho visto che dita, il vicino mi ha dato i mandolin stragati. Faiai. Mangiai Faiai, mandolini ma faiai. se vera, Guarda, volevo quasi dire il nome ma non posso mia. Ma sarà. Anche se è ancora vivo. No, morto. Siete sì, lei Ma ancora guarda che- viva, lei ancora viva. lei Altro ancora star, viva. altro No, ma star. mi dice Perché che- farla bella Fem o... dopo Femo fuoco, fuori. femo fuoco. No, Femo dopo, fuoco. dopo fuori. Dopo te aria. Fuoco. Ma Ma guarda- di là che te ok che ga di dire il nome di quel che sei stato, no? Ma unanime, tutti ga Se levantavano lei è anche vera, se lei è veridica. ma- Dopo ti dici. Matteo, vuoi- di sto che ti dire il nome di Se quello. vuoi in preso, Claro, io claro. portami i mandolini. Mi per vengo portati vino e cacciassa. Se te vai Allora in preso. è stato Vede Lago, Geraldo. Grande Geraldo, che proeza Geraldo, di giove, campionissimo te E che sia. là tira su una spansata. Guarda qua, a me pupà, anche che l'ha fatto una di quelle là. Ah, va. È il menolo che manda Silva, non Silvestre, vai a piantare sucche. Samenze di sucche, tengo che vedere, tagliato un matto, ne devo piantare in qua in là. Insomma, samenze di sucche anche che tu mangi ancora. Maria, sai che a sommenza le di medie sucche del fa ben. mandolin, le medie del mandolin. E la fa ben, fa Eh. ben. Ho visto un reportaggio di qua che a sommenza di su che fa ben. Vabbè. E allora? E allora ci andare su e la voglia piantato che vi per me dove tutti che vi a bruciare mai se la sentare insieme una bora là e mangia che te mangia e mangia tutte Se foi. se poi E non nasce. e dopo viene scada che dite piantai sì piantai da là non perde di 20 di un mese ma dove le sucche agita le era faiata perché ti sai che le Sì, neanche una samenza Neanche una. un tipo di quella ma fatto veridico. E la soja, adesso che siamo di parlare di soja, del bevaron che si fa. Ma allora dopo, soja. Marin, può essere. Può Dopo essere. torniamo a parlare quanto che si piantea, quanto che si toglie su, sì. com'è che si Come piantea. che si Allora fa stasera tutto- non può- Ma adesso mi spiego perché. Perché stasera era per essere a Santa Rosa. Santa Rosa, sì. Sendea a tutti a Santa Rosa, un saluto a Bibiano Deito. Bibiano. A Nilso, là, a Silvio e a tutti là di Santa Rosa che sicuramente Dio assistime anche a altri, vero? Sì, proprio. E chi dire recebe lá chi a ter lá a Fena Soja. Fena Soja, E foi proprio. transferida para, eu acho que agosto ou outubro, vero? E mica poi mi lei mostrò a Santa Rosa un cara che lei si crea qua le Vanini le la do Santa Rosa. E allora mi dice che scendia la do che mi aspettea in cui. Ah, va? Sì, che e dopo mi ha la mandato la sua o la via? lo mette a frontiera. Lassù. Sarà in allora. Te veri La via. Guarda qua, andiamo su, andiamo dove, andiamo la via. Devo in Barmin, Mi Andiamo la via, Mi devi andare in Andiamo là. la via. E allora lui stibola, un strucco naso, che quando veniamo dotti, voleva venire là, dove saranno altri. Ah, così. no, Va allora. bene, va bene. Posso andare al bando vai Vai là, Dopo banda. l'ora... Vai lì. Sì. L'ora stasera che nei cappelletti di chi? Della nostra Italia. Nostra Italia. Oh, yeah. E il cappelletti Nostra Italia che abbiamo mai stasera, l'è il medesimo do nono Non ho Piero. Non ho Piero. Non ho Piero, No, se una famiglia Piero. Zatti, che è de Silva Giardino, no? Mi avevano Sì, de Silva, sì, vero? de Jair Silva, Zatti, de Silva. de qua. E produce per 16 municipi. 16 municipi. E produce tanto, e fa anche che lasagna, La tortei. tortei, lasagna. domenica che viene, tortellata. Tortellata del buon. Jair,
Tortellata Mi domenica. fantoccio. Ti te fa il torto. Mamma, come dire capriccio, e ti? Magno. Ti fa fuoco. Sì, Mi bagno. sì, sì. E allora stasera che abbiamo i cappelletti nono Piero. Nono Piero. O Capelletti Nono Piero é o mesmo da fábrica do Zatti, que é Sim. da Nostra Itália. Va bem, cosita? Sì. Pensa boni quiser, no? E stasera se lavemo l'anima stasera. Opa. Ti vai bandi senatore che mi vuoi impedire il coso. E poi mi è vuoi- via tubo. E mi Sì. barosta che vuoi ingrasciare la macchina. Ah, sì, Perché e metti che quando bagna. c'è appena un poco di piova, la serrestea grossa si passia bagna qua. Bagna, Bagna, perché alle stesse ma bagna chi- rassica perché qui è buona. Oh, per amor di Dio. Ecco qua. Buonasera. Buonasera Marosca. Mi bem, Obrigado, e ti, obrigado Lodi? pelo convite. Come va? Vai Bem? vai bem. Graças Quanti a anni Dio. che tu, Lodi? 33. 33, mesma idade do Iago? É, quase. Boa noite, Iago, tudo bem? Tutto Buonasera. certo? Sì, parliamo anche italiano, sì, vero? Cosita, sì. Stato bene? Sì, Sì, tá bom, allora, cosita. insieme coi nonni, Insieme con i nonni, con la mamma, il papà, la piccinina che nome che è? Yara. A Yara, anche ela qua, è tutta la famiglia. I due nonni e due nonne. Então, pode ser, come siamo qui. Cita o nome di tutta la famiglia che sta qui, Iago. Com'è che è a mãe? Fernanda, Fernanda, Covati Ferro, il papà? Adair, Adair, Cavaliero, le veterinario, infera cavalli, fa che ancora? Giuta egue dar cria. adesso che cominciare a giocare a bocce anche. Guarda qua, solo mieti qua, quando cominci a giocare a bocce perché il certidone viene giallo, amarello, allora tu sai, giocare a bola non è più buoni, o i va per carte o per bocce. Jogar sentado, pouco movimento. Sì, o coi bocce o coi carte, allora lì solo mieti qua, il paio perché è diventata era dei vecchiotti là, e allora che chi ancora qua? E nonne? A nonna che? Nonna Salete e nonna Hilde, Ma a nonna Hilda è dalla corte, vero? E a nonna Salete è Tremea, Tremea? Ecco, i nonni. Il nonno Neusir, Ferro, il nonno Neusir è figlio della nonna Zelinda, che è Zanetti, vero? Sì o no? Ecco. E diciamo i cognomi, che allora con i casi, Zanetti, della corte, sì o no? E il nonno Covati? Covati, Che nome che è il nonno? Enrique, Enrico. Una volta dice Enrico, sì o no? Enrico. E a vostra mamma Covati era che cognome? Garbin. La Montaurissima Marida, con tutti quelli Montaurili in volta, Silva Giardini, Montaurissima Marida, tutto in tra loro là. Sì o no? E mais o meno cosita, va bene. Dopo chiamiamo qua i nonni qua a fare una ciacola. Parlare di soja. Quanta soja batteste anche altri? Cosita lá. Tudo certo então? Manda um abraço para quem? Quem que pode estar ouvindo? Tem algum Dindo, Dinda? Quem? O Dindo teu? Quem que é o teu Dindo? Jonas de Tocantins. De Tocantins, que é seu filho? O teu tio daí? Estão lá assistindo? Vatti de Tocantins, fermei máquina. O tio piove lá ou não? No? Ecco. Quem que é a Dinda? Ginda Dionas Covati, Ecco allora, va bene. Bem, saludai tutti. Matheus, voltiamo qua. Tudo certo? Tudo tranquilo? certo, graças a Dio. Graças Você a Dio, parli tudo bem bem. italiano? Ti piace ou não? Não, entendo bastante, falar pouco. Né? A gente não teve esse convívio diário, né, de falar Certo. todo dia, mas a gente sempre convive com bastante gente que falava, os nonos falavam, então a gente entender, a gente se vira. Certo. Né? Tu é da onde? Eu sou de Vila Maria. De Vila Maria. Vila Maria. Acertei então, porque eu estava na dúvida na hora que eu gravei a chamadinha. Vila E a Maria. família é de lá. Família de lá. A mãe é Lorini. Lorini. Né? Lorini. Manda um saluto, Lora, a tutta Né? a Vou família. mandar um lá. abraço, já deixei o link aproveita. para eles É. assistir lá, toda a família, o pai, a mãe, né? Mas Provavelmente fala o nome deles. O pai Eloir Lodi, que daí é dos Lodi de Camargo, né? De Camargo, natural de Camargo. E a minha mãe, a Naura, provavelmente deve ter a minha irmã assistindo, a Mariana, o cunhado, o Bernardo também, tá todo mundo assistindo. E aquela que comanda. Amorosa, a Anca, eles fazem Aquela casa. que comanda. Ela disse que eu vinha para cá, mas eu quero voltar cedo hoje. Ela disse que eu tenho vontade de voltar cedo para casa. Ela disse que Ela tu tem disse que eu vontade, tenho vontade de voltar cedo.
E que eu não tenho vontade de beber vinho hoje. Também, Não, olha ela só. disse que eu não tenho vontade. Mas olha só. É assim, né? Normal, assim. né? E o nome dela? Francisca E o cognome? Sobrenome? Volpato. Volpato, italiana anche ela. Volpato. É. Sato Volpato. Va bene, Italiano, così. italiano, de Manaus. Se chama professor, instrutor? Do que Professor, de, professor de de gaita. música. A gente... Tu é formado em música? Não, eu acabei me formando em ciência da computação, né? Mas eu sempre estudei, sempre trabalhei com a música, Música. né? Por gosto, né? Isso, por gosto e de profissão, né? Hoje a gente trabalha a semana inteira com aula de gaita e no final de semana a gente tem um grupo lá que a gente anima, jantar dançante, baile, festa. Como é que é o nome do grupo? Agora a gente está usando o Matheus Lodge Grupo. É mais fácil, todo mundo conhece. vai Manda um tranquilo. abraço para os componentes. Quem são eles? Vou mandar o Demaral Ronaldo Centenaro. 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 Isso. Natural, o pai de Montauri, a mãe de Vila Maria. Né, tudo da volta. E o baixista é daqui da região, aqui da 15. Andrei Poleto. O Poleton. Poleto, Poleto, Andrei Poleto. Eles aí, a gente que anima as festas na região aí na volta. Muito bem, muito bem. Então dá aula lá em Montauri? Dou aula em Montauri, mas o Iago já faz um tempo já que faz aula. Ele vem a Vila Maria fazer toda semana, né? E quem que leva ele? Quem que Geralmente leva? é o nono. Vai de né? ônibus? No. Desde esse comício. O ônibus. Desde o primo de, el nono. Bicho velho, cosita-se. Não acompanha, né? Muito bem. Mas tá bem ele, né? Tá bem, Pela idade tá que ele bem, tem. tá bem. Tá bem, né? Começou muito cedo, né? Certo. Fez o certo, começar cedo, enquanto a cabeça tá livre de preocupação, então, e já tá bem, né? E gosta, então tudo ajuda e tem incentivo, não? Tudo, Certo. tudo Hoje foi facilita. jogar bola, né, Iago? Fez um gol? Sou goleiro, mas fiz um gol também. Fiz um gol. Tu jogou de goleiro e fez um gol? Ô, Vincenzo, olha aqui, ó, tá vendo? E como é que foi esse gol? Agora eu quero saber. De pênalti? Não, um balão. Um balão? Bola subiu, o goleiro Val. bobeou. Era futebol 7? Era futebol 7, muito bem. E tava molhado ou não? Não dá. Não tanto. Eles iam Então tá bom. desmarcar, mas daí... Mas daí saiu o jogo. Muito bem. Então vamos fazer umas músicas italianas, gaúcha, fiquem à vontade. Tá? Isso, vamos fazer meio misturado, né? Isso. Pode ser? Fala o teu contato, se alguém quer anotar, da região, se precisar do teu trabalho, pode ser? Isso, pode ser. Muito Então, obrigado. Obrigado pode pelo falar aí. espaço, Marósica. O contato, o telefone é o 54999426457. De novo, vamos ver. Mais pauseado, vamos ver. 99426457. E também pode entrar em contato pelo Facebook, né? Matheus Lodge, vai encontrar. A gente faz essa parte de aula de gaita, de violão, aí aula particular. Também trabalho em Montauri também pelas oficinas de música lá que o município oferece. A gente trabalha na região aí. Além de também. Montauri, tem outras cidades? Trabalho Camargo, Vila Maria, Montauri, Casca, tenho aulas particular, União da Serra, eu venho à Opa, União da Serra também bacana, trabalhar bacana. com aulas de gaita e violão e tudo um pouco. Muito bem. Vamos lá? Vamos fazer? Aqueles que estão em casa, estão acompanhando e querem música, pode ser duas, fiquem bem à vontade e abre a gaita, gaiteiro! Vamos lá, o Iago vai cantar 4 cavai que troca. Quattro cavalli che trottano sotto la timonella. Vutto venir mia bella, vutto venir mia bella. Quattro cavalli che trottano sotto la timonella. Vutto venir mia bella in sulla riva del mare. Che bella notte che fa in barchetta, si va a fare l'amore con te. Che bella notte che fa in barchetta, si va a fare l'amore con te.
riva al mar si pescano le sardelle sotto lucette belle, sotto lucette belle. In riva al mar si pescano le sardelle sotto lucette belle. Poi sopra occhi per me. Che bella notte che fai in barchetta, si va a far l'amore con te. Che bella notte che fai in barchetta, si va a far l'amore con te. Quattro cavalli che trottano sotto la timonella, butto venir mia bella, butto venir mia bella. Quattro cavalli che trottano sotto la timonella, butto venir mia bella in sulla riva del mar. Che bella notte che fai in barchetta, si va a far l'amore con te. Che bella notte che fai in barchetta, si va a far l'amore con te. Beleza, fizemos mais umas então. Lá, Verdinella, meu gaiteiro. Ho girato la Italia al Tirolo, ho girato la Italia al Tirolo, sol per trovare una verginella e giombalalilalela e viva l'amor. Sol per trovare una verginella e giombalalilalela e viva l'amor. La verginella non posso trovarla, la verginella non posso trovarla, solo mi basta che la soy bella, giombalalilalela e viva l'amor. Solo mi basta che la soy bella, giombalalilalela e viva l'amor. Se non l'hai bella faremo indorare, se non l'hai bella faremo indorare, prima per dentro, dopo par fuori, giombalalilalela e viva l'amor. Prima per dentro e dopo per fuori, giombalalilalela e viva l'amor. I tirolesi son
bravi soldati, e i tirolesi son bravi soldati. Tutte le note de sentinella e John Balalilala e viva l'amor. Tutte le note de sentinella e John Balalilala e viva l'amor. Spettacolo, dopo può dar 2 Gauderie, come che volevi altri, no? Bom, atenção Serafina Correa. Atenção Valti che si deve assistirmi di Serafina, quando abbiamo cominciato il nostro filo italiano, abbiamo parlato sopra il prete, poro prete Giovanni Simonetto, una persona buona, una persona che tutti i nostri fedeli qua di Serafina, i devoti della Madonna del Rosario e anche della regione che veniva a Serafina quando che era la festa in omaggio a Madonna del Rosario, vero? In del santuario e tante volte fuori, la nostra padroera, tanta gente che era devoti veniva da fuori e che piaceva delle messe, che piaceva ad ascoltare e si feia farsi rispettare che era il prete Giovanni Simonetto. Allora, quando ti parli del prete Giovanni Simonetto, tante persone che piaceva ad ascoltarlo. Adesso ascolti avanti che si lì. Abbiamo una partecipazione di 2 persone qua di Serafina Correa, vero? E che viene a parlare del prete Giovanni Simonetto. Lei è nato a Rosà, Piacenza, Italia, 3 di gennaio del 1920. Lei sta ordinato presbitero ai 29 di giugno del 1945. Eserceu a primeira fase sacerdotal em Serafina Correa em 1946. Ecco, as primícias sacerdotais, tendo atuado em vários períodos como pároco ou coadjutor. Ecco, allora ele ha passato per diversi posti, ma non è che de più che piacesto de star e che de più era ben ricevuto, già era Serafina Correa. Allora, famoso orador sacro, notalizou-se pela organização da pastoral paroquial e por ter instituído a Romaria ao Santuário Nossa Senhora do Rosário. Em 2001 foi conferido título honorífico de cidadão serafinense. É um gesto fantástico. Allora, il prete Giovanni era una persona che tutti gli voleva tanto bene e rispettea quando che lui parlava. Adesso abbiamo allora una partecipazione da Dolores Boff e di Paolo Massolini. Dopo una visita a Città del Rosà in Italia, gas comisia un lavoro di portare in Drio a Serafina o al Brasile il corpo del santo prete Giovanni Simonetto. Era un sogno che tanti aveva, perché sia a Dolores, che mi ho sentito il dottor Paolo con cui parlare, che quando che voleva menare il prete che stia mia tanto bene in Italia, perché de ormai non era più buon pregare a messe o tirarsi avanti, la Dolores che ha fatto una proposta a loro là in Italia che lo assesse qua, che la lo tendea a casa sua di ella, vero? Del dottor Paolo infatti. Ma mi pare che mi accettava, ma infatti è una opera grandiosa per parte della Dolores e del dottor Paolo, vero? Per mantenerlo qua a Serafina, guarda, tutti che aveva caro. Ma infatti un sogno che si deve tornarsi realtà per quel che dice il dottor Paolo, siamo ben darenti. Allora andiamo a vedere e assistere cosa che loro due mi conta pur di questo sogno tornarsi realtà. Vai là, Josiel. É um grande prazer estar participando da live do Edgar Marostica hoje para nós trazermos uma notícia muito bacana do Padre Simonetto. Bem, o Padre Simonetto, Giovanni Simonetto, um padre muito querido por todos, um padre que a gente diz que era um santo na cura das almas.
e despertar nas pessoas o interesse para Nossa Senhora do Rosário e a toda a sua gentileza como um padre que sabia levar a sua mensagem espiritual. Todos sabem que por uma questão de obediência ele teve que ir para a Itália e que lá faleceu. Em setembro tivemos a oportunidade de ir no cemitério em Rosà, próximo a Bassano de Grappa, e fazer com que a nossa emoção fizesse cumprir um pedido seu. Sim, nós queremos trazer o corpo dele para estar sepultado no nosso santuário de Serafina Corrêa. Aí entramos em contato com a família, porque o padre tinha dito para Dolores o seguinte: eu trouxe o padre Roberto Sottola para ser enterrado em Serafina, quero saber quem me enterra em Serafina Corrêa. Com esse propósito, então, naquele momento, em setembro, dissemos, vamos levar o padre Giovanni. Entramos em contato com a família, que fez uma pesquisa e um pronunciamento de todos os familiares, inclusive da sua irmã, com 100 anos, e todos concordaram com que o padre retorne a Serafina Corrêa, porque era esse o seu desejo. Graças a Deus, estamos já encaminhados já com um advogado na Itália, como aqui no Brasil, para fazer esse translado. Talvez não venha do corpo inteiro por causa das leis e pelo tempo que ele faleceu, mas de qualquer maneira, se for necessário, será cremado, vamos encaminhar isso, e ele, se for necessário, tomar todas as providências e trazê-lo a Serafina Corrêa. A trâmite com a igreja daqui é interessante, vamos falar, porque uma das imposições da família é que ele seja enterrado na igreja e não no cemitério. Sim, no nosso santuário Nossa Senhora do Rosário. Isso faremos. Obrigado, Maróstica, por essa oportunidade. Tenhamos fé e que Deus permita que o nosso Padre, Santo Padre Giovanni, retorne a Serafina Corrêa. É um grande desejo nosso. Aê! Sicuramente di tanti serafinensi, mi è vero? Mica una storietta marostica che non mi desmentono mai più del padre Simonetto. Quando è che mio pupà Ma te dea sciaffe anche a te o no? Sì, quando è che il passeio a via era ciaff. E mio pupà che ha fatto 50 anni di marità, ma fa anni perché gavaria, le 20 passano in Drio. Allora che ha fatto un altro pochettino te fatti 50 sì, di marità. 25 che che ha fatto. E allora, stiamo persi. Ma arriva a 1050. tutta la comunità della sala. Ti arrivi 1050. Ma gente. Sintoli di Zermatt. Piano, ma allora sa che manco conto la storia, mio papà che ha conseguito arrivare ai 50. E allora che ha fatto sta festina lassù da Cappella Salute e che ora da predica e il prete Giovanni che comincia a parlare questo, parla quel, che ha detto Arside, mio papà che aveva il nome Arside, come che gas cambiami, vera, una volta era così, era colà, e il mondo, il gas cambia tanto, mia vera Arside. E il pupà con la sua calmetta che ha detto prete, il mondo il mio scambia, che ga scambiare sta persone. Quella là come te sta via. È vero, è vero. Il mondo è sempre mondo che scambia le persone. Bravo. Ascolta, dite che mi è conoscesso suo pupà di Marigno? No. Ma allora ha avuto conoscerlo. No. Vuol parlare Marigno che non è compagno. E cada anno che passa... Più compagno lei era mai con me. Ma lei è vera, Marino, sì o no? Lei è vera. Ma dice, mio amico, Dio la butta del socco. Dio la socca vega stella. Ascolta, Beto Pinzetta Dio sistema in altri. Beto, Betton. E sì, dove? Ma pianche ve conto, stamattina Dio finire il programma e mi manda un recado. Sì. E che ha detto, siamo qua Dio assistive e Dio ascoltava a radio. Nanti film programma tutte le domeniche di mattina, delle 9 al mezzodì, a Radio Odissei FM 104.9, in cadena qua Radio Con FM di Veranopolis 96.1, 2 emissioni di radio. Sì. 3 ore, neanche non vediamo il tempo passare. Zola. E l'ora parla e tira, siamo in 4-5 là che parla, un se tira, stamattina Bartolletto che ha ammazzato a scampar via. Ultimamente, io per me il Dio beve ultimamente. Ma chi che non beve? Ma chi? Altri qua scappa neanche a uno. Ma sempre Marino Gassalà. Gassalà, ma boh, manco un manco.
Ma un salvo. Se qualcuno vuole lasciare di bere, parli con me che mi vedo. È verdad, dico. No, un salvo, hermano. Non bever, mangiare anche tante volte. Guarda che ne è un mestieramento lì a camera che mestieramento lì. Guarda che ne è una nuvola là. Per me che è una parpaia grande. Deo! Che ti ho visto? La aveva su con me perché era super mila. Mica toma bagno venerdì sera, ti. Non mi tomo bagno ancora ultimamente, qua 15 di mi da di Ti Marino? Mi voleva tomare bagno stasera, va sotto civero verdo senza Manca acqua. acqua. No, adiante. Allora, ma vatti a casa, non ti preoccupare. Ascolta, allora, detto Pisetta che dito, mandagli un saluto a 3 dottori che sei qua, che sei veterinari, credo. Sì, io ho detto di sì. Che sei de fora, vero? Ma lui mi ha detto a città, non mi penso più a città. Ma infatti, i volontari che stai 10 giorni a Canoas e São Leopoldo per tendere bestiolette. Can, gatti, credo. Robe così che de pissega, can, gatti. No? Allora, un saluto, un abbraccio per Lucas Alessandretti, italiano, vara? Guarda, sì, Alessandretti. Alessandretti, Antonio Schasmack, che fu quelli le alemani. Alemania. E o Alanes, che mi ha detto il soprannome. 3 volontários che trabalharam esses 10 dias em Canoas, São Leopoldo. E se diversi di, mi ha detto, se qua un perde di qua a casa. Beto lui ha un cor grande. E allora Isè la casa, allora mandare un saluto a Beto e a tutti loro e agradecer ao trabalho deles voluntário. Essa é a parte bonita de que eu estive ontem o dia inteiro com os amigos tristes de Serafina lá em Mussum. E a parte bonita que emociona é a solidariedade. Nós não vamos falar sobre isso hoje na nossa live, no nosso Filó Italiano, porque quarta-feira, mercoledì, quarta-feira que vem, nós estaremos aqui. Quarta que vem seria 22. Desso? Agora, quarta que vem, dia 22, nós teremos uma live aqui. Josi, tu tem aí já o Fernando Táparo, que é o nosso presidente do Rotary. Então, em conjunto com artistas, tem o Neymar Balbinot, toca gaita, o Neymar, e canta, né? E tem o Neusiri Gilmar, que é lá de Montaurito, T2. Reder lá de Guaporé. O Tiago Reder de Guaporé, que é mais da música nativista. E eu. Enfim, me apresento. Ah, bom, vou cantar. Não, se eu cantar, de repente seja a última, que daí qualquer coisa encerra a live. Se casca do tudo e aparelho. Mas a intenção é a solidariedade, é a campanha, porque nós pensamos em dar um prêmio, certo? Para quem quer participar, daí doa R$20. Quem quer comprar mais, pode, doar mais que 20 pode, mas enfim, o mínimo é R$20. É uma pessoa que mora lá, não sei aonde, e não doou nada, e gostaria. E como que eu faço? Então, na noite, essas pessoas vão estar aqui, com o Pix, né, e com a campanha, e essa campanha segue, se eu não me engano, até no final do mês, certo? Vai todo o mês de maio, porque me parece que querem levantar R$200 mil. É bastante. Mas olha que consegue. Então, qual que é a ideia? Como é que nós vamos arrecadar R$200 mil? Nós não vamos pegar o Brutinho e pedir para ele depositar R$200 mil, porque senão ele vai ficar com... Termina com o dinheiro. Termina com o dinheiro. Então, aí fica chato. Não é a questão dele ficar sem dinheiro. A questão é que os outros não vão poder participar. Meu filho é lá que eu vou lá, Calúdio, tá? Minha vera. Então, como vai funcionar isso? Passando adiante. Passando adiante. Cada um fazer a sua parte. Puxa a responsabilidade para si. Eu vou comprar um número, mas eu vou chamar 10 amigos ou 20 amigos e cada um deles, eu não vou pedir para ele comprar um número, pegar um número. Eu vou pedir para que cada um deles também chame 10 amigos. Sim ou não? Sim. Essa é a ideia. Um amigo puxa 10 amigos. E esses 10 amigos, cada um puxa 10 amigos. Tu tem 10 amigos? Meu Deus.
É muito fácil, mas só 10 chega. Basta. Por se basta. cada 10 puxa 10, Vai, vamos grande. recolher 200 mil reais para o Rotary, Tranquilo, tranquilo. para eles, porque qual que é a nossa ideia? Ter o Rotary, porque a gente sabe onde vai parar o dinheiro. ele é uma É entidade de confiança. E o Fernando, eu tenho certeza que ele vai chamar os presidentes dos Rotaries, tá? De outras comunidades para entrar nessa pra campanha. ajudar, Então sim. eu tenho fé que nós vamos recolher 200 mil reais. Não é muito dinheiro, mas é muito dinheiro. Claro. Nessas alturas. Essa altura do Yuta, campeonato. É muito. querido. Josi, roda aí o vídeo do Fernando, nosso presidente de Serafina Correia do Rotary. Vai lá. Olá, sou Fernando Táparo, presidente do Rotary Clube Serafina Correia. Estou aqui para convidar a todos para a grande live Juntos pelo Sul, que vai acontecer na quarta-feira, dia 22, às 19h30. Na ocasião, teremos a presença de grandes artistas como Edgar Marostica, Thiago Reder, Neymar Bagrinotti, Gilmar e Neuzir. Esperamos todos lá. Até mais. Aê! Vai Espetáculo. funcionar, vai dar funcionar, certo. vai dar Claro. certo. Nós vamos estar aqui quarta-feira, então, com música, com alegria, com descontração, mas firmes no propósito da campanha. Come Sim ou não? la che l'allegrezza è tipo, com'è che mi ti diria, il conforto che danno altri qua del Sud, la partecipazione del paese intero Sim, e del mondo. D'Italia, fin d'Italia che Dio manda Sì. Ma in che qua. te conto, Bruttini, mi settimana cosa è stato là a ricevere le doazioni. Là c'è un posto dove veniva le doazioni. Arriva una signorina piccinina che eu queria fazer uma doação, ma non sei come, tá? Uma senhora, amiga minha de Londres, me mandou um dinheiro para mim ajudar nessa campanha. E E eu tu não viste sei o como que é? fazer. E del momento, amigo, dita acqua. Água. E allora l'è andata a comprare due, che chiamali che i pacottoni, la grandi. Fardi. No, le mie fardi, le baggy. Pallet. Un pallet? Pallet. Oh. Due pallet di acqua patrocinata na donna di Londres. Visto? Tu viste Vedi come bem? posso dire? O pessoal Ecco. E Lora no Antri, na campanha vai ter o sorteio de um aparelho terapêutico. Então, qual que é a ideia? Quem é que vai pagar o aparelho terapêutico? Daí juntamos uma turma de amigos, né? Sim, tchau. Então, a Vital Mag, o Carlão, né, do restaurante Di Veneto, de Serafina Correia. Proprio. Tá? Sim. O Roque Mesomo. Roque Mesomo, sim. O Cid Ferrari, Cid, da Intel. E o Preto, da funerária São Pellegrino. E a Cris, como é que é o sobrenome dela lá? Cris. Vicari. Ah, do sim, Vale quella Vicari. del Vale di Do Vicari. Vale Vicari. Acho que não esqueci de ninguém, mas depois vou conferir. Giza, dá uma olhada se é todos esses aí. E juntamente com o Rotary e esses artistas que vão se apresentar. Então, foi só ligar, fácil, 2 Deu. toques. Hoje em Tu dia, ligar, né? concordar Tudo fácil, e- né? Eu tinha vontade de pedir o aparelho para cada um deles, né? Aí sobrava uns 4, 5, né? Sì. Que E feito o tem- che di 4-5? Ia vender a sua dinheiro para mim. Ah, né? Era uma jogada, né? Porque Sim. cara, eu tinha certeza que dizia, ó, preciso de um aparelho. Tá aqui o dinheiro, tá aqui o dinheiro. Sì. Era jogada Jack, né? Jack quer. Jack falcatrua. Mas pode ser Jack Ski. Jack Ski também. Boa, Marinho. Jack falcatrua. Tchau, A Maria. Cris disse assim, se precisar mais uma cota, só me ligar. Digo, não, tá tudo certo, tá tudo bom, tranquilo, já tá vamos maravilha. Para qua, mas Tem que ser frota, né? sério. Na frota! signor! Pare ceve tu, Zilac, adesso vem frotola. Domenica sta il giorno. Peraí, Marinho. Ciao! Peraí. No, ma amico, visto Tem- Marozzo, tem qua, Marinho, tem un qua. mucchio di mestieri Cosa strani zelo qua. che mestiere qua? Ma signor, aspetta che vediamo qua. Fogões somente em radiotecnica. Socorro. Nenhum rádio. Josi, Era um patrocinador. Prepara aí, Josi, o vídeo do Álvaro Luiz. E aqui em cima, Marinho, ó. Álvaro Luiz. Álvaro Luiz. Zé Zanlucchi. Você pensa do Coutu? Sì, sì. E questo qua è il chiamea di Pantera. Fratello de Coutu. Fratello de Coutu. E daí, olha só, vamos contar a história para vocês. Essa caixinha aqui, no centro de Serafina,
deu uma enxurrada tão forte e nós, o rio Feijão Cru, caem 5 rios, se eu não me engano, se juntam no Feijão Cru que atravessa a cidade e não deu conta do recado. Então, os porões ali perto do Feijão Cru foram todos inundados. E essa aqui e na frente ali da casa do seu Zanluc. Sim. Que eu acho que a senhora dele ainda é viva, né? Sim, a Dona Maria. E como é que é o sobrenome dela? Socol? Mas ela é tia do Flávio daí. Guarda que ela é sorella. Não, é tia do Flávio. Não, agora não. Vamos uma enquete. O pessoal de Serafina, afinal, a Dona Maria é irmã do Flávio, do Paulo, do Pedro? Que me aposto em sorella. Tá, sorella ou tia, tá. Mas de qualquer forma, a sogra passou lá e mandou dizer assim, ó, olha que levaram fora entulho no centro da cidade, ali no cover, ali e tal, na livraria cultural, que tem uma caixinha de engraxate. Mi zera di andare a giocare a bola, mi e Vincenzo e Francesco andati do. Arriva là e varda che te varda, puro baro e tolle, mestieramento e liscio, mestiere vai e tira. Vedo che una toletta di queste qua godito. Dove ti metti in cima la scarpa? Tira fuori, puro baro e lá, ma pesea. Só vem esta casa e lago lavada. Mas não lavei com jato, porque senão ia sair. De repente, o jato via tudo. E então, aqui as repartições, tudo vira lá para o pessoal ver. As repartições, tudo. Aqui tinha uma caixinha de papelão e quando eu lavei, ela caiu. Aqui, ó. Então, aqui os couros para abrir a caixinha, né? Então, assim, ó, colocava no chão e segura assim, ó. Segura ali. Então, o engraxate ficava aqui na frente, né? Pegava suas coisas aqui, ficava sentado lá com os 2 pés aqui e começava primeiro limpava, passava um paninho, né? Quem diz? Aladir Pebra e a Dolores Bock responderam que a Dona Maria é irmã do Flávio. É irmã do Flávio. Razão mi. Sorella. Razão tilo. Dite perché lo varia 100 anni su. E allora Flávio le cunhà. Aí eu disse, vou falar com o Flávio, né? Tá, porque lá na Dona Iris fui almoçar lá e tinha o Lino, tinha o Ico, né? O Duarte disseram, não, fala com o Flávio. Me vai do de Flávio, encosta lá, outro lado, Flávio encosta de su, Calu. Allora quando mandar o Flávio já chamou o Pantera, né? Tinha o contato dele, e o Pantera mandou um vídeo. Não! Então, roda o vídeo aí do Álvaro Luiz Zanluc, que é o dono dessa caixinha de engraxate. Vai lá. Oi, Maróstica. Eu sou o Álvaro Luiz Zanluc. Essa caixinha me pertenceu e me pertence ainda, né? Apesar de a mãe ter guardado, eu nem me lembrava mais dela. Era meu instrumento de trabalho quando a gente não queria depender do pai, da mãe. Então a gente fazia os trabalhinhos de engraxate ali na praça, tá? Aí era o dinheiro para a gente ir para o cinema, comprar umas balas, tomar uma Coca-Cola, qualquer coisa parecida, comer uma pipoca. E essa me fez tá me fazendo muita recordação, agora voltar ao tempo, do que a gente fez. Agora, foi muito legal. Tenho saudades da minha infância e agora eu estou aqui no litoral por causa da enchente em Porto Alegre. Não tenho luz, não tem água, mas conseguimos vir aqui para o litoral e estamos aqui. Muito obrigado pela lembrança e agradeço por participar do teu evento aí, tá? Um abração para todos os serafinenses e até mais. Tchau. Seu velho.
Muito bem. Gente, que tu visto? cara? Então, Pantera. Pantera. Mas daí eu não perguntei pra ninguém por que Pantera. Mas ele é um cara. eu sei. Toda a família, são alto e magro. Sim. É ou não é? Os Pantera, ti ricordo meus Pantera, tutti con le braghe e pantalone, magroni, alti, Aí. charmosi, Ai, era vale, os Pantera. E daí ali, ó. ele pegou Pantera. Tá bem. Aham, Bom, claro. Álvaro, então assim, ó, tá bem guardada a tua caixinha aqui. Até vamos dar uma ajeitada, porque caiu a tampa e tal. Mas se um dia tu vier a Serafina, se tu quiser, nós gostaríamos de guardar, mas se tu quiser, eu te entrego ela como uma recordação, vero? Sim, guarda, pode vir buscar ela, te entregamos sim. Pode levar sem problema nenhum, tá bem? Porque eu me imagino que se fosse minha, eu queria uma guardar. relíquia. Isso, Na relíquia. é uma relíquia, né? Mas de qualquer maneira tá aqui em casa e tá bem guardada. Giusto, a frótola dessa! Sai ou não sai? Becchi le 8, Tá. Domenica passata è il giorno delle mamme. Dia das Mães. Dia das Mães. Dia das Mães. Das allora, Mães. un saluto a tutti quelli che devo guardare e tal. Sì. Allora, che le mamme, loire, ruive e morene. Morene. Principalmente se stesse. Ma che ne tante che le loire, ma le mie loire. Sì. Le, E che chiama loira de farmácia. Ascolta bene, una volta che era tante tose che veniva su panade con i macete, si vede piccoli che tanto lì. Del buon. Non è? Vai tu dir che. Ed era un punto negativo. Paella rumar morosi, quella là è piena di pane. Ma Mario? sì. Quelle panade fa più fatica che tar moroso. Bene, avanti, e allora? E allora la loira arrivare a 18 anni e che mi vuoi fare la cartera di motorista. Cartera, oiala! E allora pa frente. Allora Gacciapal, com'è che dice quello che dà a scuola della... il professore d'autoscuola, istruttore. Là ho fatto iscrizione, prima fare le domande, né? Dopo tocca fare la pratica che sarebbe date la rua la strada con l'auto. Prima che nella prova scritta, dopo piscotecnica. Pistotecnico e dopo vai in. Allora che dico che arrivava a fare il test come insaio, come che dice insaio là. Sì. E arriva l'istruttore che dice ascolta qua. E che dice ti vieni che dice domani dopo mezz'ora, allora che ti insai del gol. Perché devi stragare il paglio. Perché se stragare il paglio, allora ti vai a insaiarti il gol. Perché che era un palio e un gol. E va che di del test finale. Era sempre col palio. E di del test finale che ti cambia il gol. Ti cambia il gol. E allora il paglio si va a stragare, che era mio come in cui che ne molto di auti. E allora ti fa il test e ti il gol. Cioè il di Dio è arrivata là con la camicia di golero. De Cassio del Corinthians, che adesso le mie piedi con i calzoni fin di notte, quasi con i tennis, con le meglie. Arrivata là. Dell'uve. Io arrivata da Tarento, l'istruttore di Margherita. Che sistema. Se tu Dio andare, sì, mi qua a fare il test che dite che era che manca 10 minuti che mi mandate il gol. E ti dite che era per fare il test e il gol perché il paglio stragato, allora mi sono venuta preparato. A te va niente, apro tempo, porca pipa. Ascolta bene, allora il giorno di 19 che l'Encoi era per far sorteio della camisa del Gremio dell'Inter. Ma quando andiamo a Santa Rosa, quando vamos realmente Santa Rosa mi speri che acontece o evento da Fena Soja, daí tá guardada a camisa do Inter e do Grêmio. Até o Vincenzo che ha detto, pai, então não vai mais sair o sorteio. Il voler tipo come che sorpresa a camisa. Ma tá certo ele, no? Ti barosta che mi è una frotoletta. Che è una frotoletta? Che era scioferista anche te, che era scioferista, istruttore. Sì. Era istruttore anche lui? Era istruttore o taxista. E l'ora da banda sua di lui era una donna bella. Sì. Bella proprio. Bella. E allora lui di dato fare marce, cioè aveva voglia di tipo
Sbriciare con la Dai mano. una sbriciadetta per vedere com'è che si mantiene il clima, targa Sì. passa man così. Fatta seconda. Fatta seconda che scappa, che tipo Ai. ha fatto La finta mano- scappa, marcia che viene sta do in fondo. Man morta. Man morta su la virillia della, cioè. Che roba. Era lagadito capitolo 5 versicolo 633. Capitolo 5 Madonna. versicolo 633. Complicò. E lui che lui dice che questa ha fatto qua l'hai un'altra decisa. schina, è andato banda così che ha fatto un'altra marcia e crack, scappata di nuovo a man. Di nuovo. Viene a fermarsi su insieme e la lagadito di nuovo. Capitolo 5 versicolo 633. E lui che pensa questa cosa sì, l'è decisa con la sua Bibbia, mi dico. Ma lui tira via man subito, ciò, tira Aveva via man paura, subito. no? Ma también. Barati, capime testo in mano. Ragamo là è andato a casa e ha detto no, aspetta lì. Buona E va a Bibbia. casa correndo, ci ha aperto la Bibbia, versicolo 5, capitolo 5, vai. versicolo 633. Cartaceo. Che era scritto così, Jesus Cristo gli disse, non fiques ali embaixo, suba mais para cima que encontrarás o paraíso. Paraíso. Per quella che le buone la Bibbia. Se lui sapeva la Bibbia. Mico dito suba mais pra cima, mico dito suba mais pra cima, ma non stava scritto suba mais pra cima. Siga in frente. Siga mais pra cima. Allora mi di ma vuoi cominciare della Bibbia? Ah, sì. ma Posso dar banda in suonador? Vai lá. Não precisa nem ir. Vai lá, duas músicas Gaudéria agora. Mas de abrir essas gaitas uns 40 metros de gaita, mais ou menos. Vamos lá! Sono assisto in colonia, per quella canto così, mi ricordo tutti le struzie che ho passato. Vengo criata con a dormire in qualche paio, de mangiare poco de buon e quasi sempre misurato. Quando venga la mattina, preghi al Signore Madonna Santi così sia, del fuoco a legna la salera che voia, pare cenare nella polenta apostolata. Quando non le via su, chiappea l'acqua caldel, se felsi marrón, se sentía sotto voce che il prega con devoción, ingraziato la salute e la fama e sfortunata. Col cappelletto de paia e sempre de pie partera, goslo sa fin capoeira e sappa sotto il vignal. Vengo crianzimo caval, endea sempre al mulin, non podea mancar vin, me farina acqua e sal. Quando le venga la mattina, preghi al Signor Madonna e Santi così sia, del fuoco a legna la salera che voia, parecchia la nonna la polenta apostolata. Quando non le vea su, chiappea la cacadel, se felsi marrón, se sentía sotto voce che prega con devoción, ingraziando la salute e la fama e su donata. Agora vamos mudar, gaiteiro. Vamos pra versão original. Fui criado na campanha, rancho de barro e capim. Por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado. Eu me criei arremendado, dormindo pelos galpão, perto de um fogo de chão, os cabelos enfumaçados. Quando rompe esse ladal, aquento a chaleira já quase no clareio dia. O pingo de arreio relincha na estrevaria, enquanto uma saracura vai cantando empoderada. Escuto o grito do sorro, e lá no piquete relincha o potro tordilho. Na boca da noite me aparece o zurrilho, vem mijar perto de casa pra enticar com a cachorrada.
cama de pelego, me acordo de madrugada, escuto uma mão pelada, quando no banhadal. Eu me criei chucre bagual, honrando o sistema antigo, comendo feijão mexido, com pouca graxa e sem sal. Quando rompei seladal, aquento a chaleira já quase no clarear dia, o pingo de arreio relincha na estrebaria, enquanto uma saracura vai cantando empoeirada. Escuto o grito do sorro, e lá no piquete relincha o ponto tordilho. Na boca da noite me parece um zurrilho, vem mija perto de casa pra enticar com a cachorrada. Ou mais um, companheiro. Reformando um alambrado na beira de um corredor, do cabo de um socador, com as mãos rodeadas de calor. No meu mango eu dou um estalo e sigo minha camperiada, e uma perdiz ressabiada voa e me espanta o cavalo. Quando rompe seladal, aquento a chaleira já quase no clarear dia, meu pingo de arreio relincha na estrebaria, enquanto uma saracura vai cantando empoleirada. Escuto o grito do sono, e lá no piquete relincha o ponto tordilho. Na boca da noite me aparece um zurrilho, e mija perto de casa pra tica com a cachorrada. Vamos ver como é que tá o braço, gaiteiro. E um chacoalho. Mais uma volta, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Cosita, sì, ah. Assim você vai. Vixe, ah. Che bichoni, cosita, o Iago vai bem, né? Chaca, Em fundo da colônia. A Yara canta também, né? Mas só que me uma entrevistada, pena dessa. E aí? Agadito, eu não canto porque eu tenho vergonha. Ah. Me dá contar dessa que ela Mas acredita por que é falar vergonha. em criança, nós temos muitas crianças, né, Marinho? Sim. Que gostam do nosso trabalho. Sim. Sim. Própria. Então, Própria. agora eu não me lembro quando que foi. Porque as andanças são muitas. Sim. E a cabeça, caro meu, minha fátira. Mas eu não me lembro onde que foi que eu encontrei a Antônia. Quarta-feira. Quarta-feira onde? Na festa do Luan na Berreta. Ah, é verdade. Fui levar o Francesco numa festinha, deixei ele lá, e depois fui para a aula do italiano. E veio a mãe dessa menina, me abraçou lá e disse que eu tenho uma fã. E essa fã é a Antônia Pors Cavazotto. Marinho, as fila de Nani Cavazotto. tem a foto. Ali, ó. Aê, Antônia! Aê! Olha só, que bacana. Hernani Trucon, hein? Hernani Cavazotto é bombril. Ela é super fã. Super fã. Mil e uma utilidade. Hernani Luz, ele é encanador, eletricista, Lula Pintor, quel che viene va. Quel che viene. Cosita che le belle. E te quer parlare, Marostica? De quê? De Se o Drio vai em casa, se o Drio sente expulsa de roba brusada, Sì. quasi se fugoni per tutti i cantoni. Ma mi sono... Goditemi Mi sono che viene che expulsa di roba brusata. E lo lì. che? Il nostro amico. Certo cosa che lei... Il nostro amico qua. Ascolta, aspetta lì, i zei cosi, o pão de queijo de coso lá De 3 soldi, come andavamo, com'è che lei? Mario, Mario, 3 soldi. Si pesa, che lei è il nome do pão de queijo do Mario 3 soldi. Sì o no? Allora ringraziare a Luca che mi ha mandato il pão de queijo. E tutte le donne che si venissero qua stasera che ha portato a mangiare. Sério? Lá dentro que é manhar que tem para tudo. Allora Você trepam lá de forno Allora que vem da padaria da nona. Opa! Trepam Sì. cosita grande.
Quanti capelletti? Quanti capelletti te che 2400. 2400 di chi capelletti. Della nostra Italia. Nostra Italia? Nostra Italia, sì. Che a nostra Itália fabrica também o capelete do nono Piero. Do nono Piero, tá bem? E entrega em 16 municípios. Capelete Boni, nostra Itália. Ecco così, stasera tu. Secondo capelete che vuol formare duro e grattare. Chi che porta? Sta è la portata. Mica solo grattare, mi lo go grattare. Vediamo le onde? No, con le onde. Ga portare una muccia di formaio grattato. Stasera Vito viene fuori grande. Ma Rostica, allora c'era da dire che settimana qua che si è visto tante doazioni, si è visto una doazione di Mafra. Santa Catarina. E allora tanti prodotti di Tosatei, materiale scolare. Allora cada cassetta che era scritto para crianças, materiale scolare con carinho Itaiópolis, Santa Catarina. Ma guarda una qua, che è scritto qua? Guarda questa cassetta di papelão, uma Rostica, para un Tosatel, che è scritto na tatim, para irmãos gaúchos, muita fé. Tudo irá voltar ao normal. E rento cosita, Marosta, che era dei cassette, materiale scolar. E allora lá mi guardar, che era un caderno, una borracha, una caneta, un lápis e un disegno con una dedicatoria. Guarda, mi viene sul pelle di occa, Marosta. De Tosatei, tipo di 3, 5, 6 anni, i disegnetti ti vedei mal fatti, poretti. Sì, no, do jeito che, das condições da idade, né? Isso, é scritto come darghe coraggio ai tatini de qua. Allora, que maravilha, que bacana, que gesto bonito, muito obrigado. Solidariedade. Sì, Eu acredito que é uma das melhores virtudes que nós temos. E a criança è innocente, lui parla la verità, quel che sente. Tem imã qua, solo imã, sabia? É um perfume, guarda que ele é um perfume. Diz a vara cosa che abbiamo qua, guarda, Marinho tem imã lá. Sì, ciao. Sì, tem imã. Qual perfume ou era para beber? Nós miciar. Tá louco, então aqui nós temos 3 produtos que são da Pitol, cosméticos. Snasa, não apertar. Não, aperto mesmo, isso só é para beber. Cheirinho bom, é? Que cheirinho. Que cheirinho. Estamos quase Nazar, Renato. Ô, diz a quá, mostra a quá, não. Ah, senhor. Pão de queijo da Cipesa. Passa via 6 oferece. Dame quá. Ah, vá lá, dame quá. Dame di qua. Va avanti casa solo para fare voia, vai. Guarda che nascemo che cuidano solo di questo. Aqui não precisa passar em qua. Então, é para sortear, não é para hoje. Opa, não Quando completa um mês de patrocínio da Pitol Nogueiras, para avanti che vuoi comprare nogare, para piantar, ecco, la Fernanda che è qua che ha agropecuaria, com'è che è il nome dell'agropecuaria, Fernanda? Agroferpi, de Montauri, la ha vendesto diverse, vero, das nogueiras Pitol, do viveiro Pitol, nogueiras Pecan, di altissima qualità, mude di 2 anni, grande, belle, te pianti, vieni su, migano 4-5 qua della banda, che ha 2 anni, e l'anno che viene, sono Fanose. No, esse ano. Tem 2 anni, 3 anni, era buona fa. Elas vão brotar lá por setembro, outubro ali, né? Começa a brotar. Sim. No final de ano ali, elas vão fazer. Elas têm 3 anos. 3 anos. Esse ano completa 3 anos, já vão fazer. Terra buona. Devo nome qua. Ah, tem sorteio de brindes. Ah, Marinho, vanti. Devo pimpiamo che abbiamo tante cose qua. Sì, ciò. Tem qua, amico guadagnare questo chuveiro qua, di un patrocinador che è Lovera, Valdecir Lovera, aspetta che mi sono dato portare personalmente i regali che ha guadagnato. VL Instalações e Materiais Elétricos de Nova Araçá, Valdecir Lovera e la linea guida che è su Fiola, sua donna. Infatti a tutta la famiglia un struconasso a loro là di Nova Araçá mi ha dato un chuveiro. Guarda qua, te dà anche a me un presente, un regalo di un chuveiro. Lá de Nova Araçá, un struconasso. E è qui buoni? Lorenzetti, che è una marca buonissima. Ma Brutinho, il vostro tocca se nega. Se nega, che? Mi sono tomato mal bagno. Guarda che mestiere. Tu devi tomare mai bagno. Ruffon, no. Va, andiamo allora. Aspetta che ciapo io c'hai qua. Metti i binocoli.
Mica veio na Vem frota. qua, Marinho. Tá. Vem qua. É. Vai la prima aqui que lei. Clediane Tikstasca. Diz que está aqui, Zu. Chiediane, ma Rosica ha su questo nome. Ma si agacca il nome lì. Luis della Vecchia e della Giovena. Madson, nossa. Soresina, ecco. Mateus Filippi. Adairon Moret. Emerson Sacchet. Questo uomo qua. Gilmar Tasca, questo sol Tasca. Da mia Tix questa. Gracie Grion, là de Farroupilha. Jalmir Stefanon Marinho Toparente. Un altro grione. Eneli Grion. Alberto Luiz Pinzetta, Alberto! Ela era de assistir que mandar recado isso amigo que sei lá. O Beco 3. Valdecir Santo Trentin. Valdecir é lá de Chopinzinho, Paraná. Lauro Antônio Finato. Casca, fora. Sérgio Leandro Bombassaro. Ecco. Miriam Paganin. Sì, Paganin. Avemo Charles Eduardo Spessato. Clenio Luiz Pinzetta. Clenio. Altemir Vieseli. Sandamengo. Lauricio Calza. Adriana Passaia. Noeli Milesi, Darli Rigo Calderan, Isabel Rui Crespi, cata su Marinho ti. Marinho che Maritânia Aparecida Basso Bassoli. Ora che Marinho si dobra e cata su due. Gente. Metto le mani. Luis Crespi. Se mettiamo le mani, Marinho. Silvana Locatelli, mio parente là de Bento, Cramento. Sergio Favretto. Nadia Reginato Corti del Vaporè. Sergio Favretto. Solange Piva Renner. Parona das lojas Renner. Antenor Coloda. Silvana Dalla Corte. Parente, tu visto? Iselde Lovison. Alcione Thaís Zamin. Jonas Turmina. Vital Luis Corti del Vaporè. Marudite Baldi Mecomare. Neivo Marostica, Neivo te guardasti di qua, a te sai che sei brutto come me. Ah sì, Sì, ma siamo... Ma che ne pucchi Marostica brutto. Mi non sta parecido con me. Guarda tua sorella. Qui che mi conosco i brutti. Mario Tre Soldi. Guarda quelli di cose... Ponte che assieme a me che mi dico che sono brutto. Gli altri vedono meglio. Milesi. Mi tocca rafforzare. No, ma qui si parla distante, vede meglio. Darcy Previdi. Saluti a San Giorgio. Mateus Lodi. Tá concorrendo, Mateus. Tá na lida campeira aí. A Rosalie Boff, a sorella da Dolores. Claudio Filippi. Andrea Ecker. Agenor De Conto. Tem que De Conto. Glória Carniel Tibola. Clarice Baggio. Antonella Grion. Bel nome Antonella, vero? Antonella. Dolores Boff Massolini. Dolo tá ligada, né, Dolo? Oi, Dolo, se tu ganhar, fazemos o que com os produtos Miriam? Aí que tá. Fazer a parona, Manda de novo. Dei prodotti Miriam. Fernanda Covatti. Guarda qua chi che ha mandato. Chi che ha mandato? Dottor Paolo Massolini, italiano. Paolo Veio. Dite se bicho veio del Eder Grion. Volmar Casagrande. Hildegard Dall'Alba. Abbiamo tante cose che non so. Jairo Reni Bussacaro. Luis Reni Predebon. San Paolo, radialista de qua. O Reni, un struconasso a Tito Fameia de lá. Sergio Sokolowski. Lui è polacco e parla italiano come no altri. Polonese. Ele è de Dulasiades de Star Amaral. Agenor Merlo. Agenor Merlo è de Medianeira. Medianeira, Paraná. Luciano Grespan. Mato Grosso. Ivanir José Panisson. Não, sti brigar para a segunda volta. Rosa Vicenzi. E Gabriel Reolon. Marinho è mio più baúco per falta di spazio. No, ma gente. Aspetta, allora, quarta-feira tem live? Quarta-feira tem live aqui em prol dessas pessoas que estão passando por dificuldades, das enchentes e também
contar para vocês que nós estivemos com os Amigos Tristes ontem, passando todo o dia lá, e eu fui fazendo filmagens e buscando depoimentos. Então, nós vamos fazer com o José. José, posso contar contigo? Tá? Vamos fazer uma sequência dessas imagens, depoimentos e uma narração em cima daquilo que vai aparecer, né? E vamos colocar na live. Vamos colocar na live de quarta-feira. Olha, é de se emocionar. É muito triste, olha, não tem palavras. É que nem o Giovanni hoje foi Bettinardi. lá, o Bettinardi foi lá e disse, tem que ir lá para ver. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Se tu me convidar para ir lá amanhã de manhã, pode contar comigo. E a Giza dizia, Eder, por que tu não vai? Eder, por que tu não vai? Eu disse, não, vamos ajustar as coisas aqui em casa, depois eu vou. Apareceu a oportunidade de ir com os Amigos Tristes, que eu faço parte. Daí eu fui. Mas tem o lado triste, porque tu chega lá e tu vê tudo aquilo. Mas tem o outro lado, a gratificação. Lado bom. É gratificante de estar lá, é emocionante e ver o semblante das pessoas que estão lá trabalhando, sendo solidárias. E não tem aquela história de ficar sério, de ficar triste, de aborrecido. Não, vamos trabalhar com alegria. Contente, né? Vamos Isso conversar, porque não adianta, não vai... Já aconteceu, não vai mudar mais nada. Ficar verdade. ali, ó. Então, vamos lá. Eu me lembro que nós paramos numa fila de carro, porque tem um horário para ir. E quando nós paramos, desligou os carros e tudo, um mato assim, do lado assim tinha um deslizamento e do lado tinha um capitel de uma Nossa Senhora. E aquela Nossa Senhora estava bem certo no vale. Naquele valo, né? Aquela canhada. A lógica era vir do lado. E ali. veio do lado. Então o pessoal ali, ó, veio do lado da senhora e não fez nada na senhora. E eu saí do carro, mas não saí, fiquei só em cima porque eu não tinha ainda colocado as botas. E eu fui abrir a porta e fui para fora e dei um berro, aqueles berros meus. Rebombou na canhada e todo mundo começou a buzinar. Deu um buzinaço. Porque, afinal de contas, aquelas pessoas que estavam lá, não tem, elas estavam indo para trabalhar. E já que vamos trabalhar, vamos contentes, vamos motivados, vamos ajudar. E essa foi a parte gratificante de ter trabalhado o dia inteiro. Nós buscamos imagens, enfim. E de ver aquelas pessoas que até estavam trabalhando lá, vocês assistam quarta-feira que vocês vão ver os depoimentos das pessoas, certo? Delas explicarem como é que é, quanto tempo isso já vem acontecendo várias vezes, o sentimento delas, por que não sai de lá? Então até falamos hoje, quem é de fora diz assim, mas por que não vão embora de lá? E as pessoas que estão lá dizem, mas sair daqui, largar tudo, nós vivemos a vida inteira aqui. Então essa catástrofe, ela é terrível. Olha, ir lá e ver o que aconteceu. E tu começar a imaginar. Assistam quarta-feira que vem, para vocês poderem colaborar, porque é muito importante. Nós estivemos na casa do Douglas, já vou me lembrar o sobrenome dele, Dalmagro. E a casa dele é um lugar mais alto. Fica a mais ou menos 400 metros do rio. 400 metros do rio, subiu 20 e poucos metros e alcançou toda a casa, só ficou fora o coberto. Tem noção? Estar na casa dele e olhar para baixo, 400 metros e ver só água, a altura do coberto da tua casa? Dá para imaginar aquela água suja que onde ela entra, ela leva lama, barro. É bastante complicado. Mas enfim... Mas tem mais. Gente, tá quase. Aperta ali. Che mandiamo un saluto ai nostri patrocinatori? Sì, o no? Sì, manda. Vanti di domandare due sonate. A Dirnet, provedore di accesso a internet, la Mighi Plus che fa ração para le bestie, Salumeria Tebaldi, la Cooperlate, Miriam Alimentos, Vodka Raisca che fa le meglio caipirinha. Proprio così, tá? Abastecedora Casquense Posto do Décio, Pian Alimentos, ração para cangati e pesi, Gavemo de mencionar a Di Máquinas e Algor, juntos para sermos mais fortes. José, tem um videozinho bem rápido aí? Vamos rodar o videozinho para quem quiser comprar um gerador de energia. Vai lá.
Não, tudo certo. Agora Vamos vai, lá então. vai. Nova Cadernos, para cada caderno um estilo diferente. Aquafest, aromas que eternizam afetos. Gavemo anca de mencionar Pitol Nogueiras, agora é época de fazer o pedido das Nogueiras. Eco, Pitol Viveiros de Antagorda. Se não tem como ir buscar, eles fazem a entrega dependendo do número, da quantidade de mudas, né? Gavemo de mencionar Lucena, a birra, o chopp che siamo stati a festa. Io che una. Como é que foi, tio? DR Construtora Incorporadora. Tem um edifício sendo construído em Farroupilha, ó, top de linha. Tem o residencial Lessense em Guaporé, e que é um baita, ou melhor, são 2 prédios, um do lado do outro. E bem no meio tem o espaço de lazer, 1 e 2 dormitórios. Entra em contato com a DR Construtora no 549-8124-1063. E em Serafina, onde tinha o sindicato rural, próprio. 2 e 3 dormitórios, somente 16 apartamentos. Entra em contato, va bem? Oral Unique. Oi, tá lá, malora. Zian, domani te me capite? Ah, não, mi te capito lá. Próprio cita. Venha fazer uma avaliação sem compromisso nenhum com a Oral Unique, clínica odontológica. Supermercado Polivalente de Santa Rosa e Vitória de Serafina. Cutelaria Índio Guapo, che tu visto che belle facche lì, Maravilha, ecco, cosita sì. Adesso diamo l'ora a vedere il video. Ecco, da D Máquinas, vai lá. Nós da D Máquinas de Nova Prata comunicamos a todos que disponibilizamos de uma boa quantidade de geradores, inúmeros modelos, de 6.000 até 10.000, monofásicos e trifásicos, gasolina e diesel, com partida elétrica. Facilitamos preço e condições. Ligue 3242-1333 ou 9633-4466. Precisou de geradores? É com a D Máquinas de Nova Prata. 30. Aê! Tanta gente che occorre geratori di energia, che tu visto che facilità che sei, non altri là do a Mussum se aveva un gerador di energia, in qua in anno che sendeano, se correa luce né niente. Immagina una casa che è stata sotto acqua e mettete una tomada là, te svenisse. Il fuoco. Vediamo l'ora. Ancora qua. Leonor Donati, Maicon Battistel Marcon, Renato Durante, Vanti e dopo, Joaes Rejane Grando. Durante, antes e depois. Edite Maria Pivato, Fernando Luiz Concato, Etelvina Meneguzzi, Rosa Vincenzi, Gabriel Reolon. Adesso finimo, vero? Renoir Pezzi, o Renoir è di Mussum. Era o Renoir, un struccone a te. Ismael Dalagnol. Mariana Betu e Nelson Ransan, va bene? Sì, allora qua a Valtri e diamo una sonata? C'ho poche frottole, il tempo gasolan poi. Sì o no? Poche frottole. Vede, come non è socia che non neanche parla niente. Ma adesso parliamo. Ecco, chiamiamo os universitários. Ajuda os universitários para falar sobre universitários. Ma mi volete domandare come era il nome del shop la do al 30 il giorno primo? Era che? È Lucena. Lucena, che Lucena là. È buon, vero? Ti caccia pa, Che sta gente che ha la camionetta per strada, che sta un stiramento che... E questa gente che ha dormito là, vediamo. Mandate un saluto a Gelso Scalco. Sì, Gelso Scalco. Gelso Scalco che ha un trattore che tira fuori la camionetta e tolai. E che non lo sobra? Che, trattori? No, shop. Shop che non sobra trattori che andate quasi tutti. Ma tocca mettere in funzionamento i trattori. Sì. A piova muove le strade. Ma también era maniera di piovere. A piova la muove le strade. Andiamo a una sonata qua. Dopo mico da frotola anche a me. Dai là. Apri a gaita, gaiteiro. Qual è che sai agora, Matheus? Cancioneiro das coxilhas. Mais uma gaiteira. Quando eu saio a cavalo montado no meu barco,
saio cortando as coxilhas, eu não acho atrapalho. Com a gaita na garupa, pois eu a sempre tenho. Vou dizendo quando saio, só não sei é quando venho. Atravesso as canhadas só na marcha troteada, e numa boa sombra eu faço a cesteada. Eu abro a minha gaita e dou uma tocada, de coxilha em coxilha só se ouve a toada. Oi, o balanço gaiteiro, assim que fica bom. E quando é de tardinha que o sol já vai entrando na casa de um fazendeiro, eu vou me aproximando, com licença moçada, de longe eu vou gritando, cancioneiro das coxilhas, e aqui já vai chegando. Canta no romper da madrugada, lidando na mangueira, junto com a pionada, tomando um bom amargo no baile eu jogo em cilha, e alegre se despede, cancioneiro das coxilhas. Aí que fica bom, vamos embora. Adesso si ha dato 4-5, ha dato quasi 500 anni qua. 498 Iago, anni. vou pedir o teu microfone emprestado, meu querido, porque agora a turma é grande ali. Pelo amor de Dio, vuoi vedere cose che viene fuori qua adesso, no? Viene fuori niente, qua come detto il guarappo e l'umenta adesso. Ah, sì, buon. Trucchiamo di piacana, né? Buonasera. Buonasera. Pidarente lì, buonasera. Neusir, venti. Bem, anche a me. Ciao, anche bonitão que tu tá. Mais ou menos. Era muito mais bonito uma vez, né? Não, mas tá bom, né? É um pouco Tamo usado, bem. medo usado. Não, mas faz parte, Frugar, sai. Vedo frugare. Enrico, buonasera. Buonasera. Bem, e ti? Tutti sani. Tutti sani, tutto a posto. Due fazenderi de Montauri. Ma che nada. Due fazendieri, proprio così. Fazendieri, Non si era tá. di parlare solo a soja, mica una bella storia dei cavalli, dei negozi così. Mie ne facciamo negozi diretto, Marinho è trasportatore. Sì, Marinho fa sì, trasporto, è vera? claro. Dietro una trasportadora? Sì. Oh. Ma Che dimattemela sorteio, ora sì. qualcosa. Ma avanti di parlare solo a soja, perché abbiamo adesso un assunto qua, che è soja, torniamo indietro del tempo, vero? Sì. E loro pianta soja, ti pianti soja, vero? Sì, Ecco. sì. Quanti ettari in coi? 10 ettari è poco. Ecco. Pochettina. Sì, ma Enrico, la sua toccantin se che i fiori là? Con i fiori lassù, ma mi va su, da ora di catar su un pochettino. Adesso che época è là? Com'è che è a soja Agora, adesso le 20 dicono piove più, la mia soja já foi tudo. Ah, beh, che cattata su. E vedo su quando fatturarla? No, ma le becche andata, caro. Ah, daí, parente a caminhoneta lá que andiamo su di a fatturare la soja del sogro. Lá di Marinho e insieme. Foi. Veniu soja, tutto.
Ma che ho visto Marinho non che vuole arrivare. A fatturare la soia, parola che mi neanche più in mente non mi veniva. A fatturare la soia. Ma è un negozio. L'idea che era qua, mi permetta che testa era vendere la soia e fatturare soldi. Guarda, ma Rostica, fatturemo fuori tutto qua. 10 secondi. La De Vanini non è una donna che comandea, né? Allora, la Vanini, Rita, buona, la Vanini. Non è la famiglia che la donna comandea. La Vanini. E la cappella San Giovanni. San Giovanni. No, lei è la cappella mia. Che cappello che mi sono a sesto anche. E allora che la sua sosia ma poca, né? E depositata su De Vanini. De Bettinelli. E allora è andata su ella che ha detto quanto è la soia, tanto e tanto. E là guarda so vede che mica la tracqua a Bettinelli. Allora ascolta, prima di parlare di soia facciamo un sorteio, che allora qui in casa quel che guadagna. Sì. Un biglietto tira Neosiri un... Smizia. Qua, Neosiri che è un grande. Smizia, fare attorno là. Come ti sei voluto dire Smizia fare un bevarone per i porti? No, devo pisturare, fare la sopa. No, Smizia, fare attorno là. Devi fare la sopa e bestie. Ma Rostica, che tu visto che Manone che è Neosiri? Cioè a vederla. A vederla, no, tirare ancora. No, ti Smizia, ti Frank. A vederla che avevo portato a casa che sera là. Sì. Era bella, amico. No, pesa un parsoro così 600 kg. 600 kg. Di carne. La copriamo quando è da Mila. Lì in volta. E la ancora viva? Sì, che è bella. No, la aveva cascato un po' di peso, ma adesso con un copa e allora adesso è avanzata a mangiare. Adesso puoi tirare un numero. Dico di dirti che robe pedo e sei in drio per te. Perché allora? Le pedo da incente che ha dato. Un po', no, pian piano, pedo da incente lo che ora? Creare un mul. Pian che mi vespiego. Sarà che un mulo è teimoso come Brutin? Ma Mario, tu sai la storia, vero? Mario, te danno la schiaffa. Ormai è guetta, se ben avanti, se piccola, è becca differente. Calcula con assa il mul. Ma allora adesso qua, quanti mesi che mette la egua a dar cria di un cavallo e dar cria di un mul? Muda ad air. Muda mia. Ad air il veterinario lo sa. E ti dici che? 11 mesi nasce il cavallo e 13 il mul. 13 mesi il mul, ma è teimoso anche. Il naso è che teimoso. Ascolta qua, qua, altri 2 save mia, neanche ti rico te sei mia. Mi posso contare la nostra storia del nostro negozio? Sì, contala. Allora sei stato così. Non si è detto Degar, mi vendito la egueta che te la casa, posso contare la storia? La ponesia. Ma la semia pone, pian, la semia pone. A una egua piccinina è differente. Allora ho detto sì, sta avendo. Allora quanto ho avuto? Vuoi 4.000 conti. Sì. Allora come cara egua è mia. Devo neanche più conto. Io la vedo che mi vuoi. No, mi è cattata cara. Dopo contenti qua Marino. Sì che la vedo, chi mi vuoi. Adesso ferma la storia da egua. No, ma gatto comprata? No, dopo contiamo la storia. Lo tiremo allora? Tiro fuori. Come lo gas fennio, Puaretto questo qua sarà. Qua con la mano, con la mano scarsella. Smizia. Dammi io c'hai là. Butto che ledo mica che vedo bene. E caldi fin i numeri. Ledi tipici Nila. Neanche buon ledo. Io signor mica vedo mia e ti sei mia ledo. Enneligrion. Emily, no Emily. Enneligrion. Emily. Oh, Emily, sono Emily. È la paroxitona. Qua, smizia qua. Enneligrion. Ma che finito che loro. Allora che ne due la si manda via. Ciao, Brio, fate furbo là, Eder. Valtri l'amo vive fuori che l'ora intanto tiriamo un altro qua. Dopo contiamo la storia. Guarda in su tira fuori uno. Guarda in su tira fuori uno. Tira fuori uno. Aspetta piano. Poi! Vai. Qua, lei ticket sì, più intelligente qua denantri. Guarda, Sergio. Sergio?
Favretto. Sergio Favretto, che è la seconda volta che lo tiriamo per secondo. È o non è? Sergio Favretto. O Josi? Non cata bene. Lì. Então, se a Anneli não mandar foto, metti qua adesso. Qua che contiamo una storia, non parlare di storia. Ghetto comprarla, ci passa in proprio. No, ma ti tieni lì. Allora se sta così, sta storia. Allora che ha detto, quanto ho avuto di sta egua? 4.000 conti. Bene, che ha detto, sarebbe me da caretta, ma ho detto, guarda, la è bella. Sì. Se una egua, guasta 2.000 conti, no, guasta no, ma il sogro che ha pagato, quanto? 2.000 conti per mansala. E da mangiare, e la insiglia, mi sono passati via i 4.000 conti. E lui ha detto, a me non ho colpa neanche a uno, se te che guasta e tal, tira me una smizia. te la campiantata. E un'altra che ha detto, mi occorreria, mi la insiglia, tira me una smizia, bombico, ho detto, mi vuoi 4.000 conti di egua. O ben te mi paghi 4.000 conti, siamo fermo mio negozio. Allora che ha detto, ma lei è massa cara. Allora dammi un vedel, ma era l'epoca andando che i vedei, era cari come i aveva valore, ma allora ho detto, ti vedi come che sei, un vedel che ha valore, la mia che ha valore, la carne, il allora? peso, tutto, tirami. Siamo mi andati di accordo, ho detto, ma la finimo questa storia qua, mi ciappa l'ego e portala a casa, è vero, e mettela in cria, tirate una cria e dopo dammela in drio. Feito negócio, né daí? Allora porta via la egua, menada andou che menada de on. San Domingo. È de on, né? Non, Là de Paulinho? Zabot. Là de Douglas? No, Sidi. Sidney. Ma lei Douglas e loro lui tutto insieme, tutto insieme. Mena la egua, cobriu la egua, porta a casa che nascesse na egueta. Ga nome che? Ô Yara, como é que é o nome da eguinha que nasceu? Bolinha. Como? Bolinha. Ou é bolinha ou é o quê? Iago, como é que é o nome? Eu tô fora. Não vou saber. Tô fora, Ô Yara, como é que é o nome da eguinha? Como? Cadente. No antico Francesco voleva mettere che nome Gaiola alla gata. A cadelinha? A cadelinha. Vuoi mettere Gaiola, allora dopo ficou belinha, né? È cadente. Allora. Perché ne ha paçoca? A bolinha, mas è bella. Bella. E allora quanti mesi gala? Ha fatto 7 mesi e nascesta il 4 di ottobre. Ma allora adesso arriviamo, che allora ho detto, non si cosa te cati di metterla te un jeghe, no? De un mul, no? Un jeghe, no? Un jeghe. Lui ha detto così. Non fa niente. E ti te me che conta la storia. Conta la storia di quel cristiano che ha detto, mi te dà un esempio di una storia di un jeghe, di un mulo. Contami la storia. La via una petissa là, un zeghi le nascesta una muleta. Sì. E a muleta viene so grande e dispettosa che non ha spiegazione. Ma mule? Ma tutti i Dire che piccinini scampai me da un tocco di terra là, ma me da colonia che ne è d'Emilio. E l'uomo che toleva volta veniva fuori qua via tornando io la via. Ma 3-4 ore. Era buon per la Pagado il miglio. E che ha detto, signor, mandami qua un scioppo che do tutto quel che ho a Cesa, e da qua avanti loro solo per Cesa. E il signore che mi ha portato scioppo. Allora che ha fatto che? Agame nada a casa, forse de fare una ciappata. E che liga un peneo. Pendue? Liga una soga del col, grossa. E che liga un peneo de camion, un peneo vodo. È vecchio. E la gamolada, e la era mezza giornata a Corea. Agaccia pa banda un capone. Col penneo piccato. Col penneo piccato. Finché velocità era piccina, allora ora intorciarte le piante. Allora battia e andava. Ma dopo è arrivata una pianta grossa che ha fregato e che impegnata te un angico. E il gatita che salta fuori il corazon. Ma la no, agacciapada. Dopo che arriva un comprador. De sta muleta. Se gasta, e te a meno mi. Sta preoccupata. E agame nada, là era mia casa, l'uomo, l'era fiola. Che gadita ma il paiga sa qua un bussal pa che te metti su e te la lighi là. Che ha dato il bussal, ha ligata là, ha fatto gruppi, ha detto ma
non corre mia che ti ingruppi tanto così, no. Guarda, Gadita, se scampa di qua che abbiamo ancora il mio, a volte pipa che la coppo. E che abbiamo paura che tornessi in Dio. Ma dici che sei dispettosa. Le penso bene che anche dici ma tu la vedella, ti ricordi tu? Eh. Che abbiamo fatto una ligazione di questa vedella che ti poteva andare fin dove? Era distante. 25 Che km. avevamo fatto 100 metri a vedere più saltare noi. Tornai in Dio a piedi e mandare soccorro. Ma deu tudo certo, arrivai a casa bene. Va bene. Allora, adesso con per dei mesi avviene questo muletto. Avviene col muletto. O è un mul Una mula. o una mula. Adesso il negozio che ti abbiamo fatto mal fatto, ma Rosti, che ti è stato pagare tutto che loro lì per mangiare a La muletta. gueta. Dammela a me. Dammela a me. Se Valti, no ma pian, No. ti davo a musetta. Sì, guarda qua. Già fechou. Fala che una musa quando che un salta insieme. Fala che. Se tu salta ancora insieme a una musa. Ma mi ti dimando, fala che. Ma mi sono dato La di un dalla corcovea, corte lì a sette. la lì. corcovea che la vuol trardò. Se imbarco su me, la verde Tira di scadere, Tu che te pensi? Mi sono dato, che erano dalla corte qua, su Pupade a tela di Paolo. Sono stato là, mi e chi e mi e Ottavio, sono arrivato là e gli avevano due, ma ha detto te vendo una per mettere sotto la caretina che sei costumata, ma è andare insieme da, varati. Mi ho detto ma allora via. Salta su, metti sul freno, niente, mi ho detto in pelo, mi salto insieme. Quando sono stato insieme, l'ha fatto così, la sega impinata e quando sono andato a due a gas bassa a testa e mi ha fatto tutto in terra. È vero, c'è un tombo santissimo, ma ha fatto niente, tutto certo. Gali mandava, si devo ridere che vai là, che sono cascata a musa. Da bicicletta. Tu che mi ride, Drio. Ma vem ritratti, tutto certo lì? Tá. Sì. Dos dois. No, Então, manda lì che vedeva che bello. coloca a foto do primeiro que foi chamado ali. Nome che? Ligrio. Porco Dio, ne manca a mia produzione. Guarda. L'acqua festia è tua e a Raisca è Ero pieno il litro, guarda, che vedi bene. Ma guarda, se mi conosco ben Eder, guarda là, guarda, ero pieno. lei ancora la cra, guarda come la cra. Che suro ancora insieme. Ma va bene, grazie, un struccone. Favretto un'altra volta, allora te ci amiamo. Con l'altra? Favretto. Che mostra Favretto Favretto, mostra Favretto. Oh, bicho velho. Gallo che shampoo per levarsi i capelli. Ma valeu. Allora, in recebere i prodotti la trasportadora San Miguel che vemena, ecco. E Favretto, scusa, stavolta ti sei stato in secondo e ga mandare il ritratto, ma Valtteri continua a assistere, l'importante è portare avanti la nostra cultura. Manca poco. Ma allora Pianche, parlando di soja, sì, ti vedi che non ha tempo di parlare solo quando si batteva soja con la macchina, si metteva, si portava, che tu battevi tanta soja a mano? Sì, portare carghe, piantare ancora in mezzo al miglio persone. Sì. A Santa Rosa in mezzo al miglio piantata? Sì. E anche a te Enrico? Che non ho piantato tanto anche. Allora la fea e a gambere a se spaia via. Altra cosita veniva. Sì. Se pioveva veniva bene. Basta un pochettino. Sì, no, ma lui c'è. Marinho, lui c'è, la venia grande, no? Un metro e mezzo, se era buona, la fez su tutti come Valti, caveia soja o tagliei? Se era bem seca, se la cavea. E se ela era dura, che colpi sbarro restea medo verde, allora tocca tagliarla. Tagliarla con qua. A messo era sesoletta rincia. Sì. No altri non sega via che il costume lì No altri anche solo cavare. Cavea via. Dura, medo radise lunghe. L'anticavara ma anche mica quasi perso amorosa che volta. Perché? Guarda che è una storia bella là, vediamo. Via soja, c'è una via amorosa. Andava a baile all'epoca. Sì. E cada volta che se ne a baile dopo parole,
Foi aqui, que finia a blusa, a manga, dava virando uma gratarola. Cavea via i Te che figli. tirei i figli della blusa dell'ala. Era come E pensa ai man ruspeghe che era. Via per grattare formai. Sì, Ma comprami un colpo la manga, mi ha dato. mi ha dato certo. giusto. E immagina passare la mano su per le gambe. Ma resti pure i dischi. Ma Marino, passò le mante gambe perché? Ma passia via che tempi là. Caro mio. Quando in fondo. Guarda qua blusa e occhio là. Dove te Ma le ancora, caice? torniamo qua, ancora quanti ettari pianta sul lato pianta cantino? 600 ettari. Ma lei è quasi come noi altri qua. Dal fin lato cantino per piantare 500 ettari. Poteva piantarli Neanche qua. più insieme Dai, quando visto deve che ti fatturarla. piantea qua, no, andiamo. Ma che cava poca man, la maioria Là macchine. cava poca banca, cava poco. Che media dà là? Ma dà tipo qua, 68, 70. E dati ben sto anno? Non mi è andati tanto bene, tocca appellare per piantare ingurie per pagare. Angurie? Ingurie perché ha dato vedo fracco il prezzo. Il prezzo. Ma basta pochi soldi, allora provare a piantare ingurie. Vamos vedere se vai da alguma coisa. Certo. Tocca rischiarmi, è vero. Tocca rischiare un poco di outro tipo di produzione, outro tipo di renda, mi è vero. Un poco Ma di allora miglio, che- un poco di miglio, un poco A di safrinha? ingurie, un poco di abacaxi, e avanti. E lo che posto là ando che si va di quartiere? Le Che Tocantins, Palmas. 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 È capital Palmas. Va bene. Beh, e allora quanti fiori ghetto là? Un? Solo un. E lui gaffa meia là? Gaffa meia, gusta là, e mi viene avanti in Chi te avanti in Quanti Dio? Ma che è gente che aiuta? Sì, che ne impregati. Quanti impregati che è là? Ah, ne 2, 3, 4 Ma con le macchine mi poi, contare. con le Che lui le mie impregato. No, mi avevo solo all'epoca dei. Da fatturare. Le più belle che epoca lì. Com'è il nome del tuttoso? Jonas Kovacs. Jonas, a prossima safra, stavolta siamo così. ero perché mai fiato via andata. bene. A prossima safra, per fatturare tutta cattura qua. Che sì, Marinho che sì, viene e ad anche, Josiette viene anche a te, Matteo, Devo su fatturare soia. andiamo tutti, né? È un teo Gindo, né? Tio, ecco, loro andiamo. Sai che una volta quando caganare i fasoi in menestra, Sì. allora vai a cavai su me di mogli e battesti e dopo destirai il paiol. Sì. E n'era un pare che aveva 2 fioi, ma grandi becche. Ma che n'era pochi radite a epoca. Qualche E un dì ha dato il prezzo di fasoi te radio. Ma i tosi era mia casa. Arriva a casa i tosi il vecchio là che insacca i fasoi. Ma feo che pai? Ha dato il prezzo te radio e ha detto amici vendo, ma radio che mi ha comprai. Sol vendea. E dia il prezzo quanto equivaleva, ma comprai a mia radio. I radialisti erano più o meno come altri, tutti pelai. Ma allora stasera siamo disposti a mangiare capelletti, a agnolini, capelletti e agnolini si chiama, Agnolini, vero? Ecco così, no? Che se nostra Italia e che Piero. fabbrica capelletti nonno Piero in 16 municipi qua della nostra regione. Sì, a fabbrica qua di Serafina, un saluto a Jair Zatti e sua famiglia, a tutta l'equipe che fa questi capelletti. Una sera come in coi non è meglio che una menestra, no? Ecco, mica tira fuori diversi tocchi di carne, Sì. pan. Ma vedi che il fuoco è morto là. No, sento caldo ancora qua. Ma adesso che femo pompeno. Che vola anche liquido nel Marino. Sì, ma go, sì. vieni là. Mica guardava la geladeira. Sì, che ecco. Josiel, tutto certo? Allora un saluto a Nelly, che è Grion, ecco, che è stata guadagnadora, va una bella facca, una bonita facca, da cutelleria Indio Guappo e diversi prodotti di nostri patrocinatori, va bene? Cosita? Mica idea che finimo, quarta-feira tem live, aqui, quarta-feira, em benefício às pessoas que passaram por essa situação dramática e triste, vero, dessa enchente que vocês não têm noção do que eu vi, de que certas pessoas viveram esse momento complicado, né? Ma tanti se la tolta. A grande maioria conseguiu sair de casa. Sì.
Eles já têm noção. O que está complicado ainda é a região metropolitana, Grande né? Porto Alegre. Porto Alegre não está fácil. E que o número de mortos é alto. Grande. Vai ser muito grande. E divulga-me, é certo. Se eles não divulga. vão omitir as informações... Tempo de guerra, pibale, Calle che che terra, è vero. Neusir, grazie. Grazie. Ma allora la guetta la viene pronta quasi, vero? Ela Quando nascer a mulinha ou o burrinho, nós vamos trazer aqui, sim ou não? Sim. Aqui Mara, vamos sim. trazer... Tá. Só tá fora nada, tu vai vir aqui também. Cantar Pellegrino che viene de Roma. Le sola saga porta aperta che lui viene rento. Sì, sì, Come che non via una che dice il Molin della Musetta, non so come che è la musica. Ha suonata? Sì, è il Tonin della Musetta. Il Tonin della Musetta. Covati, grazie che ci veniste, ecco. Adesso beviamo un vin. Dopo devo una cantadetta. Femo una cantadetta. Ma quale che ti sai cantare? No, ma altri ma canti, tiremo una qua. Vi so ascoltare. E ti sai cantare in italiano o no? No, no. Quale? Una sertaneja? Del tempo vostro che eri giovanotti là. Un beijinho doce non mi piace. No, cantare no. No. Siamo per la prossima. Aspetta lì, cantiamo mia adesso, ma dopo che beviamo 2 lisi così, allora Walter de non fez repente ideia, vai, né, Matheus? Aí sim o bicho pega. Va bem? Così tá? Grazie da opportunità. Grazie Walter che ci viniste. Tá bom. Veniamo ancora se Ma beh, a fadiga, guarda, così no, volersi bene e avere amicizia e aiutarsi, è a parte e tu visto miei che negozio buono che abbiamo fatto per tutti e due? Senza soldi. Se che deve aver fatto che il negozio lì ha 5 anni in drio. Sì, perché c'era tanti anni te cavilà. Te capisci il mul, te capisci perché trebulà quel mul. Io, era più buon vendela. Gavaria perché trebulà perché che il dic gadita menemo de un seghi, ma godito sito sicuro e de gar. Ancora che godimo da 2 volte se era sicuro. Perché dopo mi vuoi mia sinter ma vamo tirare a prova, né? Vamo tirare a prova. Gattimenti che Douglas te desafiar che era mia. Che era mia in tinta, gatto in mente che sì. Sì che la è e che ha perso. O Douglas Abbott lá mi ha detto, ela non tá. E mi ha detto sì, e lui no, e mi sì, lui no, che abbiamo giocato qualche cosa. E giocare una cosa abbiamo fatto un scherzo mi e lui, Douglas, che tu visto. Che ha perso. Ma amico percebeste che la storia lì della creazione là che ne massa traição. Perché l'alga parla che il mul va con la egola va con il musetto va con la... che ne massa un battibuio lì, dopo mi spieghi bene, perché mi capivo niente. Ah, ma raciocínio, cara. No, ma l'alga parla jegue, dopo il mul, dopo non so che, là, ninguém è di ninguém là. Ninguém è di ninguém, basta un pochettino che femo struconasso qua con tutti insieme qua. Il mula è de marostica, Marinho, un buon intendedor, meia palavra basta. No, ma mi tocca darla intera dopo. A tutti quanti un struconasso! Ciao, salute, stemme bem! Matheus, o microfono qua, dammi questo qua. Obrigado, Matheus, querido. Grazie. Pelo convite, pelo espaço, sempre, quando precisar, estamos às ordens aí dos amigos. E convidar também, agradecer ao Iago, né, toda a família e eles que repassaram o convite para a gente, né, a Fernanda e o Adair, muito obrigado pelo convite. Quando precisar, estamos às ordens. Bem. Continua com a música, com a alegria, né, de ensinar também, ó, é um dom, né, de gostar de tocar, de levar alegria e também de ensinar. Manter essas gerações novas aí com gaita. Eu sou fã de instrumentos, falar instrumento é gaita. Eu tenho certeza que o pessoal de casa também gosta muito de gaita. Parece que a gaita canta, que ela fala, não é assim? Ela fala. Bem. E o Iago, tudo certo então? Oh, beleza. Não, agradecer pela oportunidade e na próxima eu venho com o Pellegrino. Próxima do Vento Pellegrino. Quando tu vier de novo, nós vamos ter o burrinho aqui. Sim. Ou um burrinho ou uma mulinha, né? Vai nascer dentro de pouco tempo. Né, Yara? Tudo certo? Tu não vai vir aqui cantar um pouquinho? Não quer cantar? Va bem. Feito, Cosita, qual que é a saideira, então? Fizemos uma dos serranos, chacoalhando. Chacoalhando. Obrigado, abraço, valeu, salute, tchau. Um abraço, pessoal.
Chacoalhando agora, gaiteiro.